Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta, sono le 11:59. Come ogni giorno vi ricordo che ci sarà la conferenza stampa del Presidente Zaia alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera, il Presidente darà lettura del bollettino regionale, come sempre, relativo ai contagi, aggiornato a queste ore. Si parlerà probabilmente anche dell'inchiesta della Procura sui tamponi rapidi. Fra l'altro c'è anche una notizia in più. Ve la posso dire subito fra pochi minuti, perché prima una notizia di cronaca dalla provincia di Treviso. Un giovane operaio edile di 23 anni è morto questa mattina in seguito ad un incidente sul lavoro a Montebelluna. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo dipendente di un'azienda specializzata nella fornitura e messa in posa di ponteggi sarebbe stato travolto da un'impalcatura crollata per cause ovviamente ancora in corso di accertamento. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri ed il personale dello Spisal. E vi avevo detto prima, c'è una novità per quanto riguarda il caso dei tamponi rapidi, indagato dalla Procura di Padova il microbiologo Andrea Crisanti dopo la presentazione di una segnalazione da parte di Azienda Zero. Prima però di vedere e di sentire qualche notizia in più rispetto a questa notizia, vi presento subito l'ospite, che lo vedo sullo schermo per noi, Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senatore, vediamo il servizio, poi lo commentiamo insieme. Il servizio. A far partire le indagini una segnalazione che sarebbe stata firmata da Roberto Toniolo, direttore generale di Azienda Zero. Diffamazione alla sanità veneta, sarebbe questo il reato contestato dalla Procura di Padova ad Andrea Crisanti, il direttore della microbiologia dell'Università della città, titolare di uno studio pubblicato a fine marzo sull'utilizzo dei test rapidi. Proprio sui test rapidi il PM padovano Roberto Benedetti sta indagando con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture per verificare se la regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche che avrebbero venduto test poco efficaci. Secondo Azienda Zero, braccio operativo della regione, le critiche dello scienziato al sistema di prevenzione della diffusione della pandemia e in particolare all'uso dei test rapidi avrebbero gettato discredito sulla sanità veneta. Dunque avete sentito, senatore, un clima incandescente e polemiche che di certo non accennano a placarsi per quanto riguarda i tamponi, i test rapidi. Ma guardi, le indagini in corso non si commentano, quindi la magistratura farà il proprio corso, verificherà gli elementi delle denunce fatte e dopodiché deciderà nel merito. Altra questione invece è la discussione pubblica che si è aperta in questi giorni sulla qualità dell'intervento politico istituzionale del Veneto, soprattutto nella seconda ondata della pandemia, e che certamente ha rilevato molti punti deboli e molti punti di attacco. Certamente, l'abbiamo già detto anche in queste sedi, l'aver voluto pervicacemente mantenere la zona gialla, anche se tutti gli indicatori dicevano che sarebbe stato opportuno fare diversamente, poi ha portato a un aumento delle infezioni della nostra regione, che è stato un aumento molto significativo, che l'ha messa tra le regioni che hanno avuto un maggior tasso anche di crescita, e quindi questa è stata una decisione che io ritengo vada valutata, vada approfondita. Dopodiché io non mi sono mai fermato a livello istituzionale a stare le polemiche, e qui la verità è che bisogna fare un gruppo comune, asse comune tra tutte le istituzioni. Certo, da questo punto di vista desta sconcerto la Lega, che è al governo nazionale e contemporaneamente raccoglie le firme contro le decisioni del governo, e tra l'altro col pieno appoggio anche di Zaia, non solo di Salvini. Questa è la grande novità. Ecco, consiglieremo a tutti molta prudenza, perché se vogliamo parlare di responsabilità da parte di tutti, attaccando magari le minoranze in regione perché secondo Zaia non c'è, dopo essere il primo come presidente di regione che attacca il governo da lui sostenuto, questa è assoluta incoerenza.
Ecco, senatore, parlavamo di zona gialla anche, insomma, in questo momento la paura è che si possa tornare indietro, si è sempre detto, insomma, non è un libero a tutti, bisogna fare attenzione, non bisogna abbassare la guardia, l'abbiamo detto più volte, però insomma c'è anche un po' la voglia di ricominciare, la voglia di uscire, adesso insomma i ristoranti sono aperti, anche i bar, si sta riaprendo un po' tutto, però un po' il timore c'è anche per poi la circolazione di varianti di cui si sa ancora poco. Sai, il rischio calcolato di cui parla Draghi è un rischio calcolato che viene messo nella responsabilità dei comportamenti di tutti i cittadini, perché ci sono certamente molti cittadini che non hanno capito nulla, basta vedere le manifestazioni in giro per l'Italia di migliaia e migliaia di cittadini, anche del Veneto, Novax, che vanno a manifestare contro le vaccinazioni, contro le mascherine, contro le politiche sanitarie nazionali, mettendo a repentaglio la loro salute, la salute di tutti, e poi anche un sistema nazionale che poi magari va in tilt per l'assoluta incoscienza da parte di costoro. Il governo ha fatto una scelta importante di apertura, ma naturalmente adesso questa scelta è messa nelle mani di tutti noi e sarebbe davvero un atto diciamo inqualificabile quello di non essere responsabile e riportare il nostro paese nel baratro dell'aumento della pandemia e quindi delle conseguenti chiusure, perché a quel punto non puoi fare nulla. Ricordo peraltro che la regione, che era regione bianca fino a poche settimane fa, la Sardegna, adesso è regione rossa. Questo dovrebbe insegnarci qualcosa. Ecco, in vista anche poi della stagione estiva, quindi anche il turistica, insomma bisogna veramente prestare attenzione, ma non sarà facile durante quest'estate. Non sarà facile, ci sono anche degli elementi diciamo assolutamente importanti, che è un piano di vaccinazione che sta decollando, che c'è una consapevolezza, grazie a Dio, abbastanza diffusa sulla pericolosità di questo virus e quindi comportamenti sociali per lo più adeguati. Ci sono cure che stanno crescendo, un sistema sanitario anche di base, insomma, che più o meno ha capito un po' come muoversi all'interno di questa grandissima incognita, soprattutto nella prima ondata. Ci sono gli elementi che ci possono far vedere la luce in fondo al tunnel, ma questa luce e queste luci vanno alimentate con i comportamenti di tutti noi. Certamente su questo non servono nulla le strumentalizzazioni politiche di chi pensa di guadagnare qualche voto per raccattare qualche voto, alimentando qualche scontento invece di lavorare per uscire tutti insieme da questa pandemia. Ecco, la nota positiva insomma è che la campagna vaccinale prosegue anche in maniera insomma rapida, i vaccini stanno arrivando e questa insomma è veramente la notizia più importante da dare. Ma sì, direi di sì, cioè anche a livello nazionale c'è stata oggettivamente un'accelerazione, non siamo ancora ai livelli necessari probabilmente, però se guardiamo giorno a giorno, settimana a settimana c'è questo incremento e quindi possiamo vedere con una certa diciamo positività quello che può avvenire nel futuro. Per quanto riguarda il turismo, la nostra regione vive di turismo in moltissime città, in moltissimi luoghi, laghi, montagne, pianure, colline, città d'arte, balneazione. Quindi è chiaro che su questo c'è stata una grande scommessa in positivo, noi vogliamo creare le condizioni perché ci sia un turismo sano e sicuro, ma ci sia il turismo perché le categorie economiche devono ripartire, devono riaprire, i posti di lavoro devono essere assicurati e quindi l'equilibrio economico va tenuto al centro di ogni decisione. Ecco, senatore, poi ne parleremo anche nel corso di questa diretta perché abbiamo un ristoratore in collegamento subito dopo la conferenza stampa del presidente Zaia. A Venezia la situazione è molto complicata perché come lei sa bene insomma parecchi ristoranti non hanno la possibilità di avere plato attico, quindi insomma l'impossibilità oggettivamente di poter aprire. Io penso che debba avvenire come avviene in molte città d'Italia, l'amministrazione comunale deve essere assolutamente flessibile e dare la possibilità di conseguenza di utilizzare anche i plati attici in maniera molto maggiore rispetto a quanto sta avvenendo adesso. Il governo nazionale, tra l'altro con le varie disposizioni, i vari decreti votati dal Parlamento, hanno dato una grande mano ai comuni per l'abbattimento anche diciamo di tutta la tassazione e le imposte
dei servizi dei commercianti e di tutti gli artigiani delle nostre città. Ora naturalmente questo va fatto a ricaduta direttamente su di loro e quindi ci deve essere un'operazione di apertura e di disponibilità di plateatici, perché in emergenza servono soluzioni di emergenza. Volevo anche leggerle una dichiarazione del senatore Massimo Berruti, che parla delle grandi navi. Dice: il lavoro in commissione è stato certamente utile per la parte di ascolto di professionisti, categorie, associazioni. Non si può negare però che la maggior parte delle proposte concrete e importanti che abbiamo ascoltato e fatto nostre con emendamenti puntuali siano rimaste inascoltate. Il settore dei trasporti prosegue e si conferma centrale, così come centrale è un intervento di alto livello su Venezia. Sì, il decreto che abbiamo votato mezz'ora fa in Senato è un decreto. Berruti si riferisce ai primi 2 articoli, che sono quelli generali, diciamo, che riguardano la mobilità, i trasporti, i collegamenti con le isole nazionali, la Sardegna, la Sicilia, le isole Tremiti, eccetera. Dopodiché c'è la centralità di Venezia, in particolare l'articolo 3, che naturalmente è quella che come sempre desta grande attenzione. Lì abbiamo fatto un'operazione importante, perché siamo riusciti a far passare all'unanimità in Commissione Ambiente il principio che scavare nuovi canali in laguna come Vittorio Emanuele non si può fare, ma abbiamo ribadito la centralità di un porto, cioè non è immaginabile Venezia senza un porto e dunque senza la tutela del lavoro di oggi e di domani, e contemporaneamente però non è accettabile il fenomeno del gigantismo navale, perché ci sono navi che sono di 300 metri, di 100.000 tonnellate di stazza, che continuano a passare per la laguna. Ora, ha trovato il giusto equilibrio, la decisione del governo e quindi tutto il lavoro che abbiamo compiuto in queste settimane anche nelle commissioni, di portare nel lungo periodo il porto al di fuori della laguna e di trovare però una transizione corretta, è quello che sa da fare oggi. Senta, leggo anche che diceva qua appunto come sua dichiarazione, insomma, un capitolo fondamentale questo per Venezia. Viene avviato entro 60 giorni un concorso di idee. Sì, secondo il codice dei contratti stabilisce come si devono fare e progettare le opere pubbliche. Noi abbiamo inserito nella Commissione Ambiente 3 elementi che nella dichiarazione di voto di questa mattina, che ho fatto a nome del gruppo del PD al Senato, abbiamo ribadito. Primo, l'introduzione della classe Venezia, cioè le navi che entrano a Venezia devono rispondere a una tipologia che è certamente dimensionale e quindi legata anche al volume delle acque che spostano e legata anche alla pericolosità in caso di scontro, diciamo, no? Di queste navi, e come è già successo, voglio dire, basta ricordare quello che è successo a San Basilio nel 2019, quello che stava succedendo nel luglio dello stesso anno a Riva Sette Martiri, e anche però con la questione, diciamo, dell'impatto dell'inquinamento di queste navi, e dunque gasoli di un certo tipo a bassa, per esempio, presenza di zolfo, perché queste navi passano nel salotto della città dove vivono decine e decine di migliaia di abitanti. La seconda questione che abbiamo posto: velocità nelle decisioni. La fase di lungo periodo e anche la fase di transizione ha bisogno di velocità, ha bisogno di certezze. Anche gli operatori portuali hanno bisogno di certezze. E la terza questione: la Commissione che deve valutare la qualità dei progetti deve essere di altissimo livello nazionale e livello internazionale. Questi sono gli elementi che abbiamo votato in Commissione Ambiente, questi sono gli elementi che abbiamo ribadito con forza oggi in Aula. Senatore, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato l'invito e per essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque avete sentito le parole del senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi anche per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, le riaperture, l'importanza di comunque mantenere sempre l'attenzione, ma l'attenzione molto alta e non abbassare la guardia, perché come ha detto anche il senatore, basta vedere l'esempio della Sardegna da fascia bianca, fascia rossa, e in un momento insomma in cui di certo non c'è bisogno di ritrovarci con chiusure adesso che abbiamo insomma ricominciato ad aprire. Dunque insomma ad ognuno poi la responsabilità di rimanere di cercare di rispettare le regole.
Parliamo anche di turismo, non so se abbiamo già in collegamento l'assessore regionale Federico Caner. Non ancora, non lo vedo, per cui allora noi andiamo avanti, perché c'è anche un'altra notizia di cronaca, come avevo detto prima oggi, l'incidente mortale a Montebelluna, ma c'è anche un'operazione della Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza di Rovigo, che ha posto sotto sequestro beni per 47 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta nella quale figurano 21 indagati accusati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. L'operazione segue l'indagine dello scorso febbraio, quando fu fatto un altro sequestro preventivo per un valore di oltre 14 milioni di euro. Questo nuovo intervento disposto dalla magistratura polesana coinvolge 13 italiani e 8 stranieri ed ha riguardato un complesso industriale, 16 fabbricati e 16 terreni per un valore complessivo di 26 milioni 400 mila euro, dislocati nei comuni di Castellammare di Stabia, Magliano in Toscana e San Teodoro, nonché la totalità delle quote societarie di una società intera. Dunque queste le notizie. C'è anche un'altra notizia che arriva sempre da Padova, che vi do, che riguarda un fatto che era avvenuto a Padova nei giorni scorsi. Il caso, parliamo dei vigili urbani, dopo il fermo avvenuto domenica pomeriggio. Vi ricordo, vi abbiamo dato notizia proprio nel corso dei nostri telegiornali, in corso Umberto a Padova, di un giovane camerunense filmato dai passanti. La Procura della Repubblica ha archiviato la posizione degli agenti che, secondo i magistrati, hanno agito seguendo la procedura. Resta un unico indagato, il camerunense di 29 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto a fornire le proprie generalità. Il caso sta ancora facendo discutere in città. Coalizione Civica, forza politica che sostiene l'amministrazione Giordani, ha affidato ai social un primo commento a caldo. Difendere la dignità e credibilità del corpo di polizia municipale significa assicurarsi che goda della fiducia di tutti. Proprio per questo episodio domenica scorsa non può essere sottovalutato, perché mette in dubbio il corretto operare dei vigili urbani, fosse anche rispetto ad una piccola parte dei cittadini. Dunque abbiamo visto anche, non so se abbiamo la possibilità, ecco, vedo già sullo schermo l'assessore regionale al turismo Federico Caner, lo vedo. Buongiorno. Buongiorno a lei, eccomi qua. Buongiorno, eccoci, siamo riusciti a collegarci. Dunque, sì. Si parla di turismo, intanto parliamo di coprifuoco, c'è stata un po' la polemica alle 22, chi dice facciamo alle 23, insomma inizia la stagione turistica e insomma albergatori, ristoratori, insomma tutti gli esercenti dicono per noi insomma alle 22 è davvero un po' come diciamo un'ammazzata per la stagione turistica. Cosa pensa? Beh, guardi, io onestamente credo che effettivamente alle 22 sia un po' pochino, anche perché non vedo quale sia onestamente la differenza tra le 22 e le 23 in termini, diciamo, di rischio epidemiologico, cioè voglio dire rischio di contatto, insomma, ecco, mentre fa la differenza per i ristoratori o comunque per il mondo del commercio, perché significa dare la possibilità anche alle persone di poter tranquillamente cenare e rientrare a casa con un po' più di tempo, ecco. Quindi mi sembra una richiesta che sia sensata. Del resto le stesse regioni, in conferenza delle regioni, più volte hanno chiesto questa possibilità, però come lei ben sa poi è facoltà del governo concederla o meno. Per quanto ci riguarda, addirittura noi ci eravamo spinti ancora di più in termini di tempo serale da concedere. Ecco, c'è un po' la paura però che si possa tornare indietro in qualche maniera, visto insomma l'apertura, la circolazione di più persone. Qualcuno dice il rischio è ancora alto. Ma guardi, il rischio è sempre alto, però è anche vero che dobbiamo convivere con questa cosa, noi lo diciamo già da parecchio tempo. Oggi come oggi noi non possiamo più bloccare diciamo le attività economiche, anche perché, come sapete, i ristori vengono sempre annunciati, però poi purtroppo
arrivano pochi e in ritardo. Io devo anche ringraziare il governo, per esempio per quanto riguarda il tema della montagna, di aver fatto un decreto molto importante, però non esiste soltanto la montagna, ci sono anche altre situazioni, penso alle città d'arte in particolare che soffrono da 2 anni, e quindi quando parliamo di mancanza di turismo nelle città d'arte significa bar, ristoranti, significa le agenzie di viaggio che sono in grande difficoltà, le guide turistiche, insomma abbiamo un mondo fermo, e siccome purtroppo mi sembra ormai di capire, anzi ne siamo tutti certi purtroppo, che le risorse per accontentare tutte queste persone non ci sono, dobbiamo dare loro la possibilità di lavorare, di farlo in sicurezza, per carità, nessuno dice di no, ma dobbiamo farlo a rischio anche che ci sia del ritorno alla pandemia. Ecco, magari la cosa più importante è dire alla popolazione, più che agli operatori che sono molto attenti nel lavoro che stanno svolgendo, ma alla popolazione, che si può tornare a vivere, ma che non devono dimenticarsi dell'uso della mascherina, delle attenzioni che ci siamo purtroppo abituati in questi mesi e ormai anni a tenere. Ecco, questo va ribadito. Senta, strutture termali sono state coinvolte per un maxi progetto. Sì, noi abbiamo la volontà di far ripartire le strutture termali, tra l'altro c'è anche la possibilità, grazie a finanziamenti INAIL, di poter ristrutturare anche strutture sul territorio, quindi questo in collegamento anche con la sanità veneta. Quindi c'è stata portata da poco una delibera molto importante di concerto tra la collega Lanzarin e il sottoscritto, perché la ripartenza di questo settore è fondamentale, non deve essere legato soltanto alle cure, perché come sappiamo non è mai stata chiusa l'attività curativa all'interno delle strutture alberghiere termali, era chiusa però l'aspetto, diciamo, del wellness, inteso alla possibilità di utilizzare le piscine a scopo ludico. Quindi per fortuna adesso c'è questa riapertura in maniera diversificata in termini di spazi, quindi lì dove c'è attività agonistica con i 7 metri quadrati e negli altri casi con i 4 metri quadrati da tenere. Però è un'attività che assolutamente deve ripartire. Noi abbiamo un bacino importante come quello di Avano e Montegrotto, ma non solo, perché il termale esiste anche in altre parti della regione Veneto ed è un prodotto turistico molto importante. Secondo lei come sarà questa stagione turistica? Ma guardi, mi aspetto un'estate simile a quella dell'anno scorso. Se vi ricordate, l'anno scorso si diceva che sarebbe saltata tutta la stagione turistica estiva, poi in realtà si è riusciti a riprenderla un po' per i capelli, diciamo, però con delle regole prefissate la gente è andata in spiaggia, tanto per parlarci chiaro. Quindi io credo che quest'anno avverrà la stessa cosa, in più siamo favoriti dalla possibilità di avere anche dei vaccini che notizia di questi giorni stanno arrivando più velocemente del previsto, nel senso che c'era stato un blocco qualche tempo fa, ora si è ripartiti in termini quantitativi e quindi noi contiamo entro giugno di fare la prima inoculazione del vaccino, per poi a ottobre fare la seconda a tutta la popolazione. Questo significa che quest'estate innanzitutto la gente avrà i vaccini, poi insomma ci sono dei soggetti che già hanno contratto il virus e quindi sono già, diciamo, hanno un sistema immunitario magari già predisposto. Spero nella bella stagione che, come l'anno scorso, in maniera naturale ha fatto un po' sopire, se vogliamo, il virus, con il distanziamento previsto, dagli ombrelloni e tutte le pratiche innovative che stiamo mettendo in essere. Tra l'altro c'è un progetto molto importante che stiamo portando avanti legato al tema più che al Covid, al batterio zero, cioè quindi alla possibilità di vendere le nostre spiagge come un sistema sicuro a 360 gradi anche dal punto di vista delle infezioni. Può essere una cosa molto importante per promuovere il nostro sistema turistico all'estero. Assessore, la ringrazio. Devo purtroppo dare la pubblicità perché subito dopo ci sarà la conferenza stampa del Presidente Zaia. Avremo sicuramente occasione di poter riparlare anche per capire poi quali sono le iniziative in campo nel campo turistico. Io intanto la ringrazio. Grazie davvero, Assessore. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ci fermiamo allora per qualche istante di pubblicità.
di tamponi. I positivi di oggi sono 22.255. I ricoverati totali, continua il calo, sono 1.478, meno 30. 1.478 così suddivisi, 1.275 in area non critica, meno 26, e 203 in terapia intensiva, meno 4. Ma è un calo di quasi 2 settimane che si sta susseguendo. Vi ricordo che di fatto, se guardate 1.478, di fatto abbiamo dimesso dai nostri ospedali in un paio di settimane circa 1.000 persone. Le terapie intensive non Covid sono 269, vi ricordo che noi mediamente abbiamo dalle 250 alle 300 persone in terapia intensiva non Covid, alle quali si sommano le 203. Totale 472 posti occupati in terapia intensiva in Veneto. Totale di decessi 24 ore 17, 11.316, anche qui voglio ricordare, sempre per... Purtroppo, il che non vuol dire che è una nota di Gaudio, no? Ma è una nota statistica. Siamo oggi l'8ª regione in Italia per mortalità e siamo la prima tra quelle più colpite, siamo l'ultima, siamo quella con meno mortalità tra quelle più colpite, cioè che sono il blocco delle regioni del nord. I dimessi sono 20.385, curati e dimessi. Facciamo intanto gli auguri alla signora Maria Bandiera di Piazzola sul Brenta, 103 anni oggi, quindi auguri alla signora Maria Bandiera. Considerazioni: sta calando, spero non si abbassi la guardia, onestamente qualche assembramento da sprezze lo si vede in giro, qualche immagine, adesso vedremo, saremo alla prova del 9 con questo fine settimana. Il meteo ci dà pioggia, quindi non sarà un fine settimana probabilmente di sole e primaverile, di primavera inoltrata, ma sarà forse più autunnale che primaverile. Però ragazzi, signori, l'assembramento è sempre foriero poi di un portarsi in pancia del rischio, no? E quindi dico, fate attenzione, perché non abbiamo la certificazione matematica che non si possa riavere una recrudescenza, una ripresa della curva di infezione. Questo io lo dico tutti i giorni perché sia chiaro. E lo dico perché ho il pensiero di chi è negli ospedali che è impegnato a curare ancora questi 203 persone in terapia intensiva e queste 1450 persone ricoverate. Lo dico perché siamo impegnati sul fronte vaccinale in maniera non indifferente. E il combinato disposto di avere gli ospedali strapieni e la necessità di avere 60 centri vaccinali che performano, è impossibile avere questo combinato disposto, perché purtroppo le truppe sono sempre quelle, cioè non è che abbiamo 1300 persone in più da mandare nei centri vaccinali. Quindi se andassimo in tilt con gli ospedali sarebbe già un guaio, perché insomma sarebbe una sconfitta sociale, no? Tornare con la recrudescenza dell'infezione, ma dall'altro dovremmo sguarnire le fila di coloro che vaccinano e non ce lo possiamo permettere. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.123 dosi, quindi grazie di cuore a tutti i centri vaccinali che stanno performando bene. Domani ragazzi iniziamo con i target pesanti, 43.000. Guardate che 43.000 non ho mai visto scritto nessuno su un pezzo di carta su una regione da 4.900.000 abitanti, e si va avanti martellando, perché ovviamente abbiamo dosi di vaccino adesso a disposizione, ne sono arrivate 150.000 stamattina, che si sommano a quelle che abbiamo già in casa, arrivate ieri e l'altro ieri, insomma, e alla fine abbiamo 268 più altri 150.000, si va a quasi 400.000 dosi. Ovviamente noi adesso spingiamo forte perché siamo convinti del fatto che più veloce andiamo, prima usciamo da questa tragedia. Vi dico anche che grazie al vostro lavoro di ieri
e quindi grazie alla stampa ieri abbiamo fatto 100.000 prenotazioni. Quindi adesso faccio ancora appello a tutti coloro che hanno più di 60 anni, in particolar modo la classe, la corte come si direbbe, la popolazione dei 60-69, ma vale anche per i 70-79 e chi ha anche più di 80 anni, quindi sopra i 60 anni, sappiate che noi siamo con ancora posti nelle agende. In questo momento abbiamo 64.000 posti liberi, spero che non ci sia nessuno che vi chiama in redazione e vi dice che non trova posto. Potrà chiamarvi per dire che ha tribulato a farsi spazio, ma quando entri il posto c'è. Quindi faccio appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando e quelli che vi leggeranno domani o vedranno i servizi, è necessario che vi prenotiate se volete fare il vaccino e lo facciate in maniera più repentina possibile, cioè la preghiera che faccio, prendete il giorno e l'orario più vicino ad oggi, cioè il primo possibile, perché prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69, comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni. E a questo punto, se tiriamo forte così, io dico che potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. Cioè, a questo punto penso che le abbiamo fatte tutte, no? È possibile. Allora, dei 60-69 vi do il dato, la categoria A 558.464 60-69, 558.464 la popolazione che avete avuto anche ieri, che avete scritto. Da vaccinare ce ne sono 458.000, quindi 100.000 abbiamo già fatti, per capirci. Tra prenotati e posti liberi, scusa, no, vi do il dato esatto, prenotati 242.000, vi do i numeri tondi. Liberi in questo momento ne abbiamo 64.000 di posti, quindi il totale dei prenotati più i liberi fa 306.000. Capite che se 4,58 sono ancora quelli da vaccinare, meno 306.000, 3-4 giorni che siamo, però bisogna che vi prenotiate, cioè appello veramente di cuore a tutti, chi vuole vaccinarsi a più di 60 anni, faccia in modo di prenotarsi o entrando direttamente nel sito internet o andando in una farmacia, in qualsiasi farmacia, o chiedendo a qualche conoscente che basta un telefonino per prenotare, anche se ancora non c'è l'applicazione, o presso i servizi sociali dei comuni che fanno questo servizio, e chiedete o cercate la data più vicina. Le agende sono aperte fino al 19, ma non prenotate il 19, fate l'impossibile per prendervi su. Vi avviso già che ci sono già dei posti liberi anche per domani, pochissimi, ma c'è ancora qualche posto libero, ma se uno ha anche fortuna domani riesce a farsi il vaccino e via. Peraltro devo anche dire, non dovrei dirlo, ma sarà inevitabile che siano vaccinazioni che si fanno in gran misura, ovviamente anche con vaccini importanti, e quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, però insomma c'è vaccinazione che riusciamo veramente a fare in maniera importante. Si va avanti, nel senso che ormai è vaccinata, se prendiamo il dato 0-111 anni, il 21% dei nostri veneti ha avuto almeno una dose, ma se guardiamo invece, se andiamo a guardare la categoria vaccinabile in Veneto, sono 4.198.022. Questa è la popolazione over 16 anni, cioè sopra i 16 anni, 4.198.022. Abbiamo già fatto prime vaccinazioni, abbiamo già 1.081.000 prime vaccinazioni, vuol dire che abbiamo il 25% dei vaccinabili già vaccinati con almeno una dose. In totale ad oggi abbiamo inoculato 1.572.000 dosi, perché poi sono le seconde dosi, adesso seconda dosi vanno via, si calcola che almeno metà sessioni che stiamo facendo, faremo nei prossimi giorni, sono di seconde dosi.
aggiungerei altro, nel senso che siamo molto felici per il fatto che le vaccinazioni stanno andando bene. Il generale Figliuolo verrà qui il 13 di venerdì 13 maggio e visiteremo gli faremo vedere l'efficienza. Giovedì 13. È giovedì o venerdì? No, giovedì. O deve venire venerdì? No, il 13 è giovedì. Ah, boh. È il 13 è giovedì. Vabbè. Cercate di esserci. No. Gli faremo vedere l'efficienza del Veneto, so che lui è sempre attento alle dinamiche di questa regione, faremo un paio di centri vaccinali, magari una riunione con i nostri uomini e donne dello staff, dei dirigenti delle vaccinazioni, e magari invitiamo i prefetti e coloro appunto che hanno ruolo non nelle vaccinazioni. I prefetti non si occupano di vaccinazioni, ma viene il commissario di governo, è giusto che incontri i suoi riferimenti territoriali. Basta, non aggiungo altro. Se avete domande lasciamo più spazio alle domande, così poche. Allora cominciamo con le poche domande. La prima è di Filippo Tosato. Poche e sentite parole. Sì. Intanto mi verrebbe da dire che sono numeri vaccinali impressionanti e che veramente... Solo il Veneto li può fare. Insomma, sono numeri importanti. Guardate le tabelline nazionali. Allora, siamo la prima regione d'Italia per le vaccinazioni. Penso che questa sia una bella notizia per nonostante tutti, la sfigatissima regione che descrive qualcuno. Però ecco, per non uscire dal tema, per non alimentare troppo il suo ego, torniamo un po' ai tormenti quotidiani. E apprendiamo che ci sono inchieste e denunce in corso. In particolare ci sono due inchieste, una della Procura di Padova e una della Procura di Vicenza, che riguardano sostanzialmente il fondamento della tesi secondo la quale i tamponi antigenici, i tamponi rapidi, sarebbero inadeguati, inefficaci E poi però c'è anche da parte della stessa Procura di Padova un'indagine che vede sembra indagato il professor Crisanti per diffamazione, cioè per aver affermato che la sanità veneta utilizza tamponi rapidi che mettono in pericolo la gente. Questo è l'aspetto giudiziario, sul quale, come dire, le chiederei una valutazione. Non tanto, so già che mi dirà le inchieste andranno per la loro strada, eccetera eccetera, però lei ci dice sempre sono scelte tecniche, sono scelte dei dirigenti, sono scelte degli scienziati, però l'adozione di tamponi antigenici in un'epidemia così devastante è stata una scelta importante, decisiva. Ricordo che molte volte qui abbiamo parlato di questi tamponi, ce li ha fatti vedere, eccetera eccetera. Personalmente, al di là poi delle valutazioni giudiziarie e del confronto scientifico, lei che opinione ha? Che noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Cioè, cosa andate? Dei medici di base che hanno sbagliato a utilizzare i tamponi rapidi che ha utilizzato anche la Regione Veneto. Dopodiché voglio ricordare, non entro nei termini di studio o robe perché non mi competono, ma entro in un termine che è quello dell'ansia, dell'angoscia, del contact tracing e di una roba seria. Voglio ricordare che a marzo 2020 facevamo 2000 tamponi al giorno, visto che qua ci sono sempre quelli esperti che tutto dipende dai tamponi molecolari, 2000 tamponi al giorno, e abbiamo avuto esiti facendo 2000 tamponi al giorno di gran lunga inferiori
coi morti rispetto a dicembre che ne facevamo 75.000 al giorno, dei quali almeno 22-25.000 molecolari. Capite che non torna il conto, no? Lasciate perdere i rapidi, ma i molecolari rispetto a marzo della prima ondata ne facevamo 10 volte di più e abbiamo avuto un esito sulla mortalità diverso. Io dico una cosa, che se noi avessimo immaginato di fare solo i molecolari avremmo fatto 22-23.000 molecolari al giorno e quindi avremmo lasciato, diciamo, a piede libero almeno 2/3 dei positivi che ogni giorno si trovavano con i rapidi, ma non serve che stia neanche qui più a dirle queste robe, mi sembra ovvio, no? E allora è un cane che si mangia la coda, no? Presente l'uomo nella giara di Pirandello. Salviamo l'uomo o rompiamo la giara? Rompiamo la giara o salviamo l'uomo? Allora, se la teoria è che il tampone rapido non funziona, fa morire la gente, è altrettanto vero che il tampone rapido comunque ritrova 2/3 almeno di positivi di ogni giorno dove il tampone molecolare non arriva perché non ce n'è. Bella sta roba della giara, mi è venuta bene. Citato poi Pirandello, siciliano, cioè. Ecco, va bene. No, per dire, al di là delle battute, cioè noi ci fermiamo qui, ci fermiamo assolutamente qui, dopodiché questo è un tema da scienziati, da chiarire, però neanche posso accettare che si faccia credere che si poteva gestire un'epidemia che arrivava a 70.000 tamponi al giorno per il contact tracing. 70.000 tamponi, vorrei ricordarvi che una delle punte che abbiamo toccato, forse la più alta, 72.000. Vorrei ricordare che ci sono 70.000 persone con 2 narici perché è rinofaringeo, quindi anche la faringe, che devono mettersi davanti a un operatore e farsi fare sto lavoro tutti i giorni. Cioè, quindi immaginate che mole di diffusione che ha il virus. Punto. L'hanno utilizzato tutte le regioni, guardatevi i dati nazionali, ci sono tutte le tabelle. Noi abbiamo avuto un'ondata a dicembre, magari qualcuno riuscisse a spiegarsela l'origine di questa ondata. C'è chi l'ha avuta a gennaio-febbraio, ma vedo che se ne parla relativamente, no? Cioè, voglio ricordare che la famosa ondata che è venuta da noi è arrivata poi a gennaio-febbraio in altre regioni. Voi mi avete chiesto se davamo ospitalità nelle terapie intensive all'Emilia Romagna. E io reputo l'Emilia Romagna una regione dove si gestisce bene la sanità, che peraltro ha più morti di noi. E così il Piemonte e meno abitanti. L'astuta assessore. Per niente non fa l'assessore. Posso fare la seconda domanda? Una e basta, dai. Una ancora e basta. One more. Allora, l'altro versante è il versante politico-amministrativo. Lei ha deciso se martedì prossimo andrà in aula in Consiglio? Ma ancora con sta roba? Sì. 3 giorni che andate avanti con sta roba. C'è un motivo. Perché ieri l'opposizione si è detta convinta che lei invece andrà in commissione. No, non è che è detta convinta, andiamo in commissione, ecco, perché in aula ci andavamo volentieri se ci facevano parlare i tecnici. Siccome c'è anche, come si può dire, questo puntiglio di dire che se andiamo in aula i tecnici non possono parlare, siccome deve finire sta farsa di far credere di voler far credere ai cittadini che qui 2 persone decidono se fare l'anticorpo monoclonale o dare la tachipirina o la idrossiclorochina a un paziente, perché non decidiamo noi assolutamente ste robe. Hai un problema, hanno chiesto, bisogna riferire rispetto alla trasmissione Report, giusto? Report ha detto delle cose, i tecnici verranno a riferire. Cosa volete che ne sappiamo noi della schermata video del tracciamento con scritto asintomatico piuttosto che del tampone, cioè dello studio dei tamponi che io non ho mai visto? Cioè, di cosa stiamo parlando? E quindi i tecnici ci sono. Se l'obiettivo è quello di fare chiarezza, se l'obiettivo è quello di fare confusione, i tecnici non li vuoi. Quindi si preparino i consiglieri che verranno 7-8 tecnici
per i quali io chiederò a tutti di parlare per il loro argomento, così tutti andranno a casa sapendo vita e morte e miracoli del Covid. Ma interverrà anche lei in commissione? Certo. Ci vado anch'io in commissione, anche l'assessore. Ma guardate, questo, che sia chiaro, è un falso problema. Se tu poni la questione che vuoi chiarezza e l'amministrazione ti dice sì, ci veniamo, addirittura portiamo i tecnici, mi dice no, i tecnici no, allora di chiarezza dobbiamo fare. Non dobbiamo mica registrare il report noi, dobbiamo andare davanti a un'assemblea che rappresenta i veneti a raccontare quali sono le vere posizioni dei nostri tecnici che hanno diritto ad esprimerle. Ecco, per i non addetti ai lavori ricordiamo che le commissioni si svolgono a porte chiuse. Sarà a porte aperte, dai, ma non state a seguire queste robe che poi vi fate, sono 3 giorni che si scrive sta roba, lasciate perdere. Quindi sarà a porte aperte? Ma cosa volete? Cosa dobbiamo da nascondere? Non è che sarà, è già noto che a porte aperte chiunque può collegarsi e le verrà fatte in sede dell'aula consigliare anche per dare più spazio alle persone che ci entrano. Dire che non fare, diciamo, gli arrabbiati perché vuoi portare i tecnici a un incontro mi sembra strano, sinceramente. Ovvio che se tu hai il compitino scritto da qualcuno per fare il coso e ti ritrovi l'assessore e il presidente che non sanno nulla tecnicamente, magari leggo che i CT, le amplificazioni di quel tampone con la proteina N e così Zaia resta lì a tirare gli occhi. No, ci sarà il dottor Rassu che risponderà di questo. Se poi vogliamo parlare di varianti ci sarà la dottoressa Ricci che risponderà di questo. Perché noi a porte aperte la facciamo per i veneti questa riunione, che così si collegano e sentono le versioni di chi... Guardate, in report, mi hanno detto, io non l'ho ancora vista la trasmissione, e non la voglio vedere prima di andare, se vado in consiglio prima, per scelta, e mi hanno detto che io avrò avuto un cameo di quanto? Un minuto e mezzo, 2 minuti, mi hanno detto poca roba, chi l'ha vista di voi? Quanto mi hanno fatto vedere? Quanto l'ho avuto? 2-3 minuti? Sì, una cosa. Ho fatto un'intervista di mezz'ora e quindi i miei tecnici che hanno avuto anche loro poco spazio per poter dire tutta la loro tesi la diranno, no? Come ha fatto Flor l'altro giorno che siete andati alla conferenza stampa. Ok? Grazie. Prego. Allora Alda Vanzan, poi Nicolussi Moro. Buongiorno Presidente, Buongiorno. La riunione che avete avuto ieri ha sortito qua, la riunione che diceva che aveva una videoconferenza, ha sortito qualche no, nel senso che il recovery va avanti, il PNRR. E adesso cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. Questa è la domanda. Cioè, al momento in maniera tabellare non vi so dire, no. Cioè ci sono linee macro, immagino che si stia lavorando per cercare di identificare delle opere strategiche ed è giusto che sia così, però al momento non ve lo so dire. Ma il ministro che è del suo partito dello sviluppo economico, Giorgetti, non è coinvolto in questa Sono tutti i ministri coinvolti, sì, sì. Non avete indiscrezioni dal punto di vista politico? No, ma oggettivamente non siamo andati a chiedere diciamo per le vie brevi indicazioni, cioè stiamo aspettando come Presidente di Regione ufficialmente di vedere inquadrato il tema dei finanziamenti, che è importante. Domani è di nuovo giornata di colori, è assodato che resteremo in giallo. Ha un'anticipazione sull'R-Conti e gli altri dati? Proviamo a chiederli magari. Se dice la dottoressa, guarda, abbiamo fatto una riunione tutta stamattina, la dottoressa Russo non ci ha neanche ricordati, ma sicuramente sono ancora più siamo in giallo, ma è giusto per capire l'andamento dell'R-Conti, se lo chiediamo adesso, l'assessore lo chiede e poi ve lo dice. Va bene. RT incidenza. Sempre da fronte nazionale, avete indicazioni, continuano a chiederci matrimoni, ricevimenti, sì. Se c'è una differenza tra dopo l'assessore ve lo dice, ha fatto le linee, anzi potrebbe dare un aggiornamento sulle linee guida di ieri. Benissimo, e poi comunque è sistemata quella cosa, se a Roma dicono ok per noi è chiusa. Benissimo, e poi case di riposo, sempre l'assessore che ci aveva anticipato le linee guida. Va bene. Grazie, scusa ma parla l'assessore.
Ok, allora tocca a Michela Nicolussi Moro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dovrei fare 4 domande, ma tecniche e rapidissime, senza preamboli. Prego. Dunque, la prima vorrei capire, per favore, se mi ricapitolate gli arrivi dei vaccini e di quale casa produttrice. Perché vorrei capire Moderna che fine ha fatto, per esempio. No, c'è Moderna, adesso te lo dico subito. Ok. Ce l'ho qua. Tanto l'assessore trova l'R con T. Scusa, apro il telefono perché ho anche l'avviso di stamattina, così ti do il dato. Perfetto, grazie. Sì, allora, stamattina intanto sono arrivati, scusa un attimo, no, scusa, sanità, eccola qua, sono arrivati 151.100 dosi di AstraZeneca. Ah, perfetto. Sono di stamattina questo, sì. No, ma è il complessivo 150. Ah, aspetta. No, eccolo qua. 12.800 Johnson & Johnson, 20.500 Moderna, sì, 185.000. Vengono tutte consegnate sabato. Sì, allora, sabato queste. Sabato, quindi, sì. Quindi Astra 151.100, Johnson & Johnson 12.800 e 25 Moderna. Pfizer? 185, è stato già consegnato. E quante ve ne... Adesso 185.000. In questo momento abbiamo in casa 268.494 dosi, in questo momento stamattina alle 6, quando mi è arrivato il bollettino, di cui 50.000 Astra, 50, se volete vi dico anche il numero esatto, 53.941. 53.941. 10.236 Johnson & Johnson, 34.797 Moderna e Pfizer sono 169.521 Pfizer, che sommano 268.494 più i 150.000 che vi ho detto prima che arrivano sabato. Ecco, ma Pfizer non aveva detto che adesso in queste settimane aumentava fino a 200? Ah, non di più di così. Ok. Mediamente noi siamo su. Adesso abbiamo, se vi do un dato così vi dà anche un'idea che ho visto stamattina. Le forniture sono che la prossima settimana, che è quella del 3, si arriverà a 356.390. Scusa, quella dell'8. Quella dell'8 maggio, 356.390. No, quella del 3, scusami. Allora. 3,56. Quella del 10, 201. Del 10, 201. 4,90. E quella del 17, 222, 7,50. 122, 7. Vedete che mediamente sono 200.000 vaccini a settimana, tranne la straordinarietà di quella del 3. Ecco, però, avete avuto i primi rifiuti di Johnson & Johnson? No, tanto è vero che erano 16.500, sono già calati, non li stiamo facendo. Bene, e per AstraZeneca invece il tasso di opposizione? Li stiamo facendo. Anche quello, non avete più avuto rifiuti neanche per AstraZeneca? Ma sì, senti, su una mole di vaccinazioni così capita, magari ci sia anche chi torna a casa, ma insomma è residuale rispetto alla potenza di vaccinazione che abbiamo. Ecco, l'altra cosa rapida, l'Europa e anche il governo italiano hanno deciso di non rinnovare a giugno i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Che ricadute avrà sulle regioni questa decisione? Ve l'hanno già detto di quanto si potrebbe abbassare? Intanto devono far chiarezza sui richiami, perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna, prima roba. Seconda roba, vedo che c'è un incremento di Pfizer importante, ho visto 1,5 miliardi di dosi. E questo penso che sia stato fatto per chiudere la partita Pfizer. Dopodiché, ragazzi, ci stiamo avviando a una seconda stagione
perché sarà quella autunnale, dove immagino che i vaccini avranno bisogno anche di essere ritarati rispetto a varianti, ma come, attenzione, senza diffondere ansia tra i cittadini, come accade tutti gli anni con l'antinfluenzale. Sì, certo. Perché se uno ve la vende, magari anche uno scienziato dice non vanno bene i vaccini, uno dice cosa è successo? Sì, il virus muta e tu gli corri dietro col vaccino ritarato. Quindi immagino che le big pharma in questo momento stiano lavorando, le grandi case a ritarare i vaccini, anzi no, immagino, è così perché... Sì, fai ritare, l'ha già detto, anche perché i vaccini a RNA messaggero è più facile ritararlo rispetto a quelli a vettori virali. E dopo c'è anche da dire una roba che ormai è assodata, gli adenovirus danno resistenza poi, no? Nel senso che il veicolo è l'adenovirus, tanto è vero, se pensate, lo Sputnik ne ha due diversi, prima dose e seconda dose, per evitare l'adattamento nella risposta anticorpale. L'RNA messaggero non ha questo problema perché è un carrier, no? È un veicolo, un trasportatore, scusate, e quindi sembra che l'RNA messaggero sia quello in questo momento che dà più rispondenza. Ecco, da questo punto di vista volevo chiederle questo. Il primo vaccino italiano che è in sperimentazione anche a Verona, che è quello di Reitera, è a vettore virale. A questo punto che fine fa? Perché la stessa Reitera ha già annunciato che dà la disponibilità, l'ha detto al Mise, di produrre un vaccino a RNA messaggero che sarà quello di CureVac, il tedesco CureVac. Voi avete avuto notizie se la sperimentazione si potrebbe interrompere? Non sappiamo nulla, fra l'altro è la seconda volta che fai questa domanda. Sì, perché continuano ad arrivare... No, mi immagino. Lì c'è un po' di nebbia all'orizzonte, noi non abbiamo informazioni rispetto a questo. Sapevamo già che Reitera sarebbe arrivato da buon ultimo, visto il cronoprogramma, e quindi adesso io non so se abbandonano il tema dell'adenovirus, non so quale sia il gorilla. Bene, se abbandonano il vettore virale e quindi si mettono a produrre con un vettore RNA, che è rappresentato RNA messaggero, però non lo so. Al momento io so che qui devono mandarci i vaccini, dobbiamo vaccinare. Noi siamo i manovali di tutta sta giro qua, gli scienziati sono dall'altra parte. E l'ultima cosa, mi segnalano i medici di famiglia una novità che non ho capito bene. Allora, mi dicono che siccome con il tema delle varianti il tampone rapido è meno sensibile, i soggetti sintomatici e i loro contatti vengono testati col tampone molecolare e di conseguenza i medici di famiglia stanno facendo pochissimi tamponi rapidi, ma soprattutto i contatti dei positivi nel frattempo, siccome c'è lista di attesa per il molecolare, vanno in giro e quindi diventa pericoloso. Volevo capire se è un'indicazione nazionale. Circolare. Ecco, ce la spiegate meglio? Ce l'avete? Ce la potete girare? Chiediamo la dottoressa Russo. Lei, assessore, ha capito qualcosa di questa? Io ricordo, insomma, quando ne abbiamo discusso e poi è stata trasmessa, che con il discorso delle varianti, come hanno aumentato la quarantena, vi ricordate che c'erano 10 giorni, 14 giorni, cioè è cambiato completamente il piano di sanità pubblica, anche per il rispetto del discorso dei contatti stretti eccetera, è stato inserito il discorso dei molecolari, però ve la dico così a grandi linee, eventualmente facciamo venire la dottoressa Russo per la spiegare nel dettaglio. E volevo capire se avevate anche dei dati sul fatto che adesso i medici di famiglia possono fare veramente pochi tamponi ed è un peccato perché... Ma se pensi, nell'intervento che tu hai fatto hai detto i medici di famiglia, poi c'è gente che aspetta per il molecolare, no? Sì, certo. Ci sono cittadini che aspettano per il molecolare in una condizione non di caos. Voglio ricordarvi che a dicembre c'era gente che chiamava dopo 8 giorni che ancora non aveva l'esito del molecolare. Certo, ma siccome voi avete inaugurato quasi, mi pare, una delle prime regioni d'Italia che abbia dato la possibilità al cittadino di andare a farsi il tampone dal medico di famiglia, è peccato. Dopo l'accordo nazionale del Ministero della Salute, perché noi l'abbiamo fatto per quello. È peccato che adesso non si sfrutti questa opportunità. Però ho anche l'impressione che in virtù anche di tutto il battage che è stato fatto, la priorità sia quella prima di esaurire il contingente di molecolari potenziali quotidiano, e quindi penso che molti chiedano il molecolare, cioè. Ma ci sta, insomma, cioè non è che uno dice se ho un paziente da testare e c'ho solo lui
uso il test rapido. Il test rapido è comunque uno screening, non è diagnostico. No, ma il medico di famiglia non lo può fare molecolare perché non ha il laboratorio per processarlo. Adesso c'è da dire che evito di dire la marca, se non sembra che faccio come rappresentante, però adesso ci sono anche le macchinette da PCR grandi così, proprio per rispondere a quelli che pensavano che bisognava continuare ad avere un camion rimorchio per fare un'analisi, no? C'è il tampone molecolare rapido, ma ce l'abbiamo, l'avete comprato voi? No, però so che bisogna parlare con il dottor Rassu, i nostri stanno provando tutte le tecnologie. Noi abbiamo una colpa, lo sapete qual è? Che tutte le novità nel mondo noi abbiamo tentato di testarle. Ma voi lo state già testando nei pronto soccorso? Sì, quello è un'altra marca, è la terza generazione che facciamo. Sì, adesso c'è l'immunofluorescenza, addirittura c'è tutto, però evidentemente qualcuno pensa che serva solo il martello per piantare i chiodi. Va bene, grazie Presidente. Prego, se poi ci dà qualche dettaglio in più sulla visita di Figliuolo magari saremo più contenti. Quale lista? No, sulla visita di Figliuolo quando arriva. No, manca 10 giorni, sì, verrà. Sembrava pomeriggio, però adesso forse è mattina. Saprete dite che verrà Figliuolo. Sì, sta facendo il giro di tutte le regioni. Noi siamo anche forse tra gli ultimi. Sì, perché è stato in Lombardia, è stato in Friuli, Venezia Giulia. Emilia Romagna l'ha fatta, Piemonte l'ha fatto, Liguria, siamo gli ultimi. Del nord gli ultimi? Anche a sud è stato. No, l'Italia non credo. Sì, è stato in giro. Do i dati. Sì, prego. Allora, RT 086, incidenza 129 su 100.000 casi, 18% di occupazione terapia intensiva rispetto al parametro del 30% e 17% di occupazione di area non critica rispetto al parametro del 40%. 17 area non critica, 18 terapia intensiva. Grazie. Poi aspettiamo attenzione che due dati 0,86 e 129 non è che è da far festa, siamo gialli ma non è da far festa, cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione, cioè, lo dico a chi vi ricordo che a differenza di dicembre adesso il passaggio è automatico. I parametri sono abbassati, cioè quindi non si arriva più all'1,50 per cominciare a vedere il cambio di zona, ma si va a 1 va in arancione, 1,25 va in rosso, siamo a 0,86. Lo dico che dipende da noi, da tutti noi. Lascio l'assessore allora. Antonella deve dire qualcosa. Se non ci sono lascio l'assessore che le domande per Alda. Buon lavoro ragazzi, ci vediamo domani. Allora, per riepilogare, noi ieri abbiamo fatto la conferenza delle regioni in cui la conferenza delle regioni ha approvato tutta una serie di linee guida che il gruppo tecnico che è coordinato dal Veneto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse aveva redatto, ne abbiamo già parlato, insomma i ristoranti, tutta la parte turistica, i centri benessere, le terme, i parchi tematici, Luna Park e anche la parte dei congressi, delle fiere, dei grandi eventi e anche la parte del wedding o delle cerimonie. Le linee guida sono quelle molto semplici, insomma la ristorazione le conoscete già e quindi vengono poi replicate anche per le cerimonie, chiaramente quelle religiose seguono insomma le linee guida per quanto riguarda le cerimonie religiose e quant'altro, che secondo le regioni sono applicabili e quindi possono anche pensare di riaprire tutti questi settori. Cosa ha fatto la conferenza ieri? La conferenza ieri le ha quindi approvate da parte della conferenza e poi il Presidente Federica le trasmetteva al Ministero proprio perché siano prese in considerazione per le riaperture, per quelli che sono i passaggi successivi, chiedendo anche un anticipo rispetto ad alcune scadenze, non so, facciamo tipo quelle dei centri commerciali il sabato e la domenica, quelle dei parchi tematici, no, ho detto di anticipare già subito, cioè nel senso per quanto riguarda i centri commerciali si riteneva insomma che i negozi dentro i centri commerciali, chiariamo,
potessero essere insomma anche riaperti, insomma con l'apertura sempre in zone cioè sempre contemplate rispetto alle classificazioni e quant'altro. E poi i parchi tematici che sarebbero al 1° di luglio, anticiparli il prima possibile, si pensa il 1° di giugno, no? E anche per quanto riguarda cioè le linee guida definite per quanto riguarda le cerimonie e tutto il resto, come vi dicevo. E chiaramente dobbiamo aspettare adesso, capire che interlocuzione ci sarà tra Conferenza delle Regioni, Presidente Fedriga, Governo, Ministero della Sanità piuttosto che Ministero delle Regioni e quant'altro. Insomma, questa è la situazione. Assessore, si può avere una tabellina, uno schema? Va bene. Settore per settore? No, vi potremmo dare, sto pensando, sono state approvate dalla conferenza, quindi adesso provo a capire, vi diamo il fascicoletto con le linee guida eventualmente. Benissimo, la cosa migliore. Seconda cosa, case di riposo invece? Allora, sulle case di riposo noi abbiamo fatto un lavoro ed era chiuso il nostro lavoro per la riapertura e anche per i nuovi ingressi. Perché abbiamo sentito le associazioni, Euripa, UNEBA, insomma ci eravamo confrontate, la prevenzione con le altre direzioni e quant'altro. È emersa sempre ieri, nella riunione di ieri, che c'è una richiesta anche della Lombardia che ci sia però un orientamento uniforme e comune, perché ancora, ed è stato ribadito ed è vero, nei provvedimenti e nel decreto c'è ancora la frase che dice che per quanto riguarda le RSA è demandato al direttore sanitario, in casi estremi eccetera, la possibilità, e questo mette in difficoltà perché non è mai sparita quella frase su tutti i provvedimenti, su tutti i decreti che si sono susseguiti anche dall'ultimo. Allora ieri c'è stata questa interlocuzione in conferenza su questo argomento e abbiamo avuto mandato quindi di fare delle linee guida uniformi, uguali per tutta Italia, tenendo conto anche del discorso del Green Pass, perché qualcuno dice ma se va in vigore il Green Pass, che ricordiamolo ha le 3 caratteristiche, che uno o ha cioè l'attestato che è stato vaccinato, no? Quindi l'attestato di vaccinazione, o ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, quindi ha una copertura perché ha avuto il Covid, oppure ha un tampone delle ultime 48 ore, no? Quindi queste sono le 3 caratteristiche. Allora si sta valutando se questo può essere un elemento da inserire anche per una maggiore apertura delle visite all'interno delle case di riposo. È un argomento che abbiamo ritenuto come regioni importante, delicato, che comunque raggruppa e coinvolge tanti attori, e quindi io prevedo di pensare di fare una riunione già alla volta di lunedì o martedì, però al tavolo chiamiamo anche il Ministero, quindi chiamiamo l'Istituto Superiore di Sanità e la prevenzione del Ministero, perché chiaramente è una scelta che deve essere condivisa e poi supportata, perché come ricordavo ci sono circolari e anche decreti che sennò diventano una contraddizione. L'altra cosa invece, mi scusi Assessore, ieri lei ha presentato il protocollo, la delibera riguardante le farmacie. Da quando è che si può andare in farmacia a prenotare e a farsi il vaccino? Allora la prenotazione si può fare già, perché la prenotazione la stanno facendo ed era già in itinere, no? Quindi quella no. Le farmacie che hanno aderito, non tutte hanno aderito, quindi probabilmente dovranno, non lo so, comunicheranno, ci saranno dei cartelli fuori che dicono... della regione, perché a me diceva il presidente di Federfarma che ancora non si può perché state sviluppando una app apposita sulla quale prenotarsi per la farmacia. No, ma che io sappia si stanno prenotando, almeno io sapevo che si stavano prenotando, quindi l'app è un'altra cosa. Ma si stanno prenotando sul portale della regione o sul portale della regione? Ah, sul portale della regione. Sì. Cioè vanno in farmacia, il farmacista, per l'anziano che non sa, prenota sul portale della regione. No. Assessore, no, parliamo di cose diverse. Io voglio farmi il vaccino in farmacia. No, questa è un'altra cosa. No. Allora, quindi le prenotazioni del primo provvedimento continuano ad andare, ok? Sì. Quindi uno va in farmacia e si prenota sul portale della regione. Il farmacista aiuta, segue la prenotazione, ok? Perfetto. Sull'altro invece, allora, noi abbiamo chiuso adesso tutto il pacchetto, quindi approvazione, insomma la parte diciamo amministrativa, burocratica. Sì.
Loro devono fare questo corso di tutoraggio che le USL, penso già dalla settimana prossima, insomma abbiamo già dato indicazioni, la prevenzione, perché chi vuole, le farmacie che poi è facoltativa, lo sapete, insomma fare questo corso di tutoraggio dentro i centri di vaccinazione delle USL, quindi devono fare subito questa cosa perché questo è propedeutico per poter poi vaccinare. Poi decideremo, non abbiamo ancora deciso, dal momento in cui partiranno, e anche che fasce d'età, cioè nel senso probabilmente rientreranno nelle fasce d'età che apriamo noi, perché mi sembra logico questo, però è legato anche ai vaccini, perché poi voi capite che noi scendiamo di fasce d'età. Oggi il vaccino che possiamo fare se scendiamo di fasce d'età è Pfizer o Moderna, con anche una questione di gestione, quindi anche con loro stiamo interloquendo anche su questo. Filippo Tosato. Assessore, buongiorno. Ne ha già accennato, ma siccome ci sono domande specifiche sulle visite, sull'allentamento del blocco, della riduzione delle visite ai familiari e parenti nelle case di riposo, può tornare un attimo sull'argomento per dire un po' ai parenti, ai familiari cosa si possono aspettare? Allora, a parte questo discorso che vi ho fatto, che c'è quindi questo nuovo incarico complessivo da parte della Conferenza delle Regioni, da fare col Ministero e di valutare quindi un orientamento uniforme e complessivo, anche alla luce di quelli che sono i provvedimenti del Green Pass e quant'altro. Io so, perché abbiamo fatto un'indagine con Euripa e UNEBA, che tante case di riposo hanno già aperto, perché sono case di riposo covid free, nel senso che non hanno più nessun caso positivo all'interno, che la popolazione è quasi al 100% vaccinata. Ci potrebbero essere dei casi, perché sono quelli che sono gli ultimi che sono usciti dalla malattia e quindi che hanno avuto il Covid recentemente. Quindi so che molti stanno già facendo delle visite, stanno privilegiando l'aria aperta, quindi gli spazi all'aperto, oppure dei sistemi comunque che permettano anche una protezione di un certo tipo. Ci sono anche in molti casi le famose stanze dell'abbraccio, quindi anche con strutture di questo tipo. Noi vogliamo andare un po' oltre, quindi anche che si ritorni sempre in sicurezza e quindi che ci siano determinate caratteristiche, anche una sorta di contatto più sicuro, insomma, eccetera, ma che ritorni anche questa modalità. La visita invece tipo nella stanza di degenza, quella solo per casi di persone che sono o in fine vita o che assolutamente non hanno possibilità di deambulare, e quindi quella diventa, perché altrimenti si privilegiano spazi più all'esterno oppure comunque spazi più ampi. Quindi ci sono già situazioni di questo tipo. La novità è quella appunto di avere un'indicazione nazionale anche suffragata da Istituto Superiore di Sanità e Ministero, visto che comunque su questo si sono espressi molto con circolari, con indicazioni dentro DPCM, decreti, e che creano quelle contraddizioni che non sempre permettono a tutti di riaprire con tranquillità e serenità. Grazie. Scusi, posso inserirmi nel Prego, Alda Vanzan. Grazie. Quindi, pur avendo fatto voi le linee guida, non le abbiamo ancora adottate. Ah, ok. Cioè è un lavoro che noi abbiamo fatto. Confrontate con le categorie. Noi allora abbiamo finito il lavoro, sì, l'abbiamo confrontato eccetera, eravamo sul, tra virgolette, proprio renderle ufficiali e quindi recepirle. Questa cosa di questo, diciamo, passaggio nazionale con tutte le regioni, cioè, aspettiamo un attimo, altri 2 o 3 giorni, intanto l'incontro si farà lunedì o martedì e vediamo un attimo cosa succede. Quindi si continua per le visite così come si è continuato fino all'altro giorno. Adesso nessuna sì. novità? No, allora. Non ci sono novità, se non, come dicevo, so che molte strutture hanno già allentato, e quindi viste le condizioni di struttura abbastanza libera e vaccinata, insomma, con la maggior parte della popolazione, so che molte strutture, insomma, perché so che Euripa, anzi, se volete chiedere, chiedete pure, Euripa ha fatto proprio una ricognizione con tutti i suoi associati e quindi aveva anche una tabella, insomma, secondo me, io ce l'ho, ma però insomma è giusto che ve la dia Euripa, con quanti fanno le visite, se fanno le visite all'interno, all'esterno, quante stanze degli abbracci ci sono, insomma aveva comunque fatto un questionario tra tutti i propri associati e quindi insomma emergeva che le strutture insomma comunque stanno cercando di dare questi spazi e anche di andare in questa direzione.
Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin, grazie a tutti, appuntamento a domani. Bene, è terminata proprio adesso, in questo momento, la conferenza stampa del presidente Zaia. Come avete sentito, ha parlato anche l'assessore Lanzarin, dando alcune linee guida per quanto riguarda le aperture prossime di altri eventi e di altre attività. Intanto il presidente ha subito dato lettura del consueto bollettino regionale e sono 633 i positivi a questa mattina in regione. Per quanto riguarda invece i ricoveri, in totale sono 1478, meno 30, 1275 in area non critica e sono meno 26, 203 invece in terapia intensiva, meno 4, un calo, ha detto il presidente Zaia, di 2 settimane, ormai da 2 settimane un calo continuo, ma dice non bisogna assolutamente abbassare la guardia, assolutamente. Dice perché qualche assembramento dopo le aperture, assembramento spritz, così l'ha chiamato, insomma comincia a vedersi e questo rischia insomma di creare qualche problema. 20.345 invece le persone dimesse. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, dice importante perché ci sono state 100.000 prenotazioni ieri per quanto riguarda le persone che possono vaccinarsi. Dice l'appello accorato al target dai 60 ai 69 anni di prenotarsi, ci sono ancora 64.000 posti liberi, quindi dice assolutamente prenotatevi. Dice prima chiudiamo la partita dei 60-69 anni, prima possiamo iniziare quella dei cinquantenni, se così va così celere, così veloce, dice potremmo anche arrivare a pensare di poter vaccinare anche i quarantenni prima dell'estate. Ha dato i numeri della popolazione dai 60 ai 69 anni, sono 558.464 persone, dice 458.000 da vaccinare, sono stati prenotati 242.000 e liberi ancora posti, come vi avevo detto, 64.000. Poi ha parlato, quindi dice per quanto riguarda invece la popolazione veneta da vaccinare, dagli over 16 anni in su, quindi le persone che possono essere vaccinate, in totale sono 4.198.022, avevamo anche detto altre volte. Dice il 25% sono stati già vaccinati, 1.572.000 sono le dosi già inoculate, dice, quindi dice la campagna continua ad andare avanti. Poi parliamo anche dei vaccini, quelli che sono arrivati e quelli che dovranno arrivare nei prossimi giorni, dice, e non bisogna assolutamente mollare, ma andare avanti il più possibile con l'arrivo delle dosi. Poi ha parlato dell'arrivo del generale Figliuolo, che arriverà il 13 maggio in Veneto, quindi poi sentiremo che cosa farà, che cosa ci sarà in regione con il generale Figliuolo, che sta facendo un po' il giro di tutte le regioni d'Italia anche per vedere com'è la situazione attuale. Ovviamente è stata chiesta al Presidente anche qualcosa riguardo alle 2 inchieste, quella di Padova e quella di Vicenza, per quanto riguarda i tamponi rapidi. Ormai insomma sapete, con l'inchiesta di Report ha risposto anche di questo e ha detto che martedì andrà in commissione assieme all'assessore Lanzarin per riferire su quanto accaduto con gli specialisti, con i tecnici, dice, perché sarei andato in aula ma non vogliono i tecnici, dice, sono loro che invece devono parlare e rispondere a determinate cose. La riunione sarà ovviamente a porte aperte, dice, è una riunione fatta proprio per i veneti. Per quanto riguarda i vaccini, dunque 151.100 dosi arriveranno, dosi di AstraZeneca, 12.800 invece sono le dosi che arriveranno di Johnson & Johnson e 20.500 di Moderna. Invece Pfizer sono già arrivati e sono 185.000 dosi già arrivate in casa. Dice, attualmente abbiamo 268.494 dosi, di cui 53.948
10.241 sono di AstraZeneca, 10.236 Johnson & Johnson, 34.797 dosi di Moderna e 169.521 di Pfizer. Queste dunque le notizie per quanto riguarda il vaccino. Ha parlato invece l'assessore Lanzarin anche dell'R con T, che attualmente nel Veneto è a 0,86. Dice 121 su 100.000 abitanti invece per quanto riguarda l'incidenza, dice, e la cosa è intervenuto il presidente Zaia dicendo appunto attenzione perché 0,86 dice è a pochi gradini, si rischia di ripassare all'arancione. Di certo il Veneto non ha bisogno di questo perché ovviamente i parametri sono diminuiti, per cui bisogna stare molto attento. L'assessore Lanzerina invece ha parlato delle linee guida per quanto riguarda alcune attività che non sono ancora riaperte, tipo le fiere, per quanto riguarda il wedding, per quanto riguarda i congressi, tutta l'area turistica. Dice c'è stata una conferenza delle regioni, sono state fatte delle linee guida un po' per anticipare i tempi. Dice ad esempio nei parchi, per quanto riguarda ad esempio le aperture ad esempio del sabato e domenica dei centri commerciali, all'apertura dunque dei negozi all'interno dei centri commerciali, dice si chiede insomma l'apertura anticipata, ma bisognerà ovviamente attendere poi la risposta anche del governo. Queste linee guida che sono state presentate. Abbiamo parlato di vaccinazioni e per quanto riguarda Padova ci sono ancora posti liberi per le vaccinazioni anti-Covid dopo l'apertura sul portale per le prenotazioni da parte dell'ULSS 6 Euganea. Da ieri pomeriggio sono state prenotate ben 32.200 prestazioni. Sentiamo. Procede la campagna vaccinale anti-Covid dell'ULSS 6 Euganea dopo l'apertura di ieri pomeriggio di 50.000 nuove prenotazioni per gli over 60, gli over 70, fragili e disabili. Sono 32.200 le prenotazioni effettuate fino a questo momento. In media nelle sedi vaccinali e con l'ausilio dei medici di medicina generale vengono inoculate oltre 8.000 dosi di vaccino al giorno tra prima e seconda somministrazione. Anche questa mattina è continuata la somministrazione delle 16.350 dosi prenotate lunedì, a cui si aggiungono le seconde dosi di over 70 e over 80. Non nascondo che c'è tanta agitazione, però è stata una forte emozione, non vedevo l'ora, così mi godo i miei nipotini e la mia famiglia. Bene, ora ci fermiamo per qualche istante, ci sarà il meteo, poi qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Un nuovo sistema perturbato arriva sull'Italia, determinando una fase piovosa anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 aprile. Sul Veneto cielo coperto ovunque, al mattino qualche precipitazione sui settori più a ovest della nostra regione, col passare delle ore fenomeni in estensione anche al resto delle province. Localmente potranno essere anche di moderata intensità. Temperature invariate, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà nuvoloso ma asciutto inizialmente, dal pomeriggio piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime fino ai 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, graduale peggioramento anche qui con rovesci che a tratti saranno anche forti. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime fino ai 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave.
Rieccoci nuovamente in studio, siamo sempre in diretta, sono le 13:34 e torniamo anche a parlare dell'infortunio, del gravissimo infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 a Montebelluna. Un giovane è stato travolto e ucciso da un carico del peso di 15 quintali, un ponteggio che ha ceduto ed è rimasto schiacciato dall'impalcatura. Si tratta di un operaio di 23 anni, Mattia Battistetti, dipendente di una ditta di Trevignano. La tragedia, come vi ho detto, è avvenuta intorno alle 8:30 in un cantiere edile dell'azienda Bordignon a Montebelluna. Sul posto sono intervenuti medico, infermieri del SUEM 118 con l'ambulanza, automedica ed elicottero, in ausilio anche i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori del nucleo Spisel dell'ULS 2 che ora dovranno svolgere gli accertamenti del caso. La dinamica dell'incidente ovviamente ancora al vaglio degli inquirenti. Mattia viveva in una frazione di San Gaetano a Montebelluna. I genitori informati sull'accaduto sono corsi subito sul luogo dell'incidente, colpiti entrambi da un mancamento per lo shock. Sono stati ricoverati in pronto soccorso. Dunque questa è la notizia purtroppo di cronaca con cui abbiamo anche aperto la nostra diretta di questa mattina. Torniamo invece ora a parlare di turismo, parliamo anche degli effetti, di che cosa accadrà ora quest'estate, insomma cosa si spera anche per quest'estate. Lo facciamo con Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno, che lo vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, dunque presidente, si affaccia ormai la nuova stagione estiva, turistica, e innanzitutto che cosa si aspetta? Ma intanto siamo in attesa, che deve essere questione di qualche ora, di nuovi protocolli per l'estate 2021, che non dovrebbero granché differire da quelli dell'anno scorso, fortunatamente. Chiaro, la stagione si presenta al momento attuale con molti chiaroscuri perché le prenotazioni ancora non arrivano. In più abbiamo quella problematica dei posti all'esterno, all'interno, per cui in montagna, insomma, già in pianura uno la sera fa fatica a mangiare fuori, non oso immaginare in montagna. Io sono stato negli ultime settimane in contatto anche con i parlamentari bellunesi, spiegandogli la situazione. Dico, signori, è improbabile far mangiare la gente fuori a 1500-2000 metri di altezza, quando poi paradossalmente chi è alloggiato in albergo può tranquillamente mangiare dentro. Quindi avrei suggerito anche ai parlamentari di presentare un emendamento in cui si dice che i comuni considerati montani possano essere esonerati da questo obbligo, pur sempre con tutte le precauzioni del caso che già tutti mettono in atto dalla scorsa estate. Ecco, fra l'altro, Presidente, appunto, lei diceva ovviamente soprattutto le baite, non solo, ma i ristoranti che ovviamente in zona montana, insomma, sono maggiormente penalizzati in questo momento, come anche molti alberghi, però lo ricordiamo, anche del veneziano, che non hanno il plateatico e quindi non possono di certo in questo momento trovare soluzioni. Si parla di quante strutture lì da voi nel bellunese? Ma in che senso quante strutture hanno questa problematica? Perché alcune magari, ad esempio come diceva lei, gli alberghi hanno il ristorante, c'è qualcuno che magari riesce in qualche maniera secondo lei ad aprire, oppure c'è il problema a parte del freddo, ma anche insomma che non c'è possibilità poi di avere un plateatico, di avere qualcosa all'esterno? Ma qui il problema dei plateatici diciamo che è un po' minore rispetto a quelle che possano essere le zone cittadine o il mare, perché qui spazi ne abbiamo. Quindi in teoria lo spazio ci sarebbe, però non c'è la possibilità. Ripeto, il problema grosso è proprio quello del freddo, delle temperature, del fatto che ti venga un temporale da un momento all'altro, perché si sa benissimo come cambia il clima quando andiamo verso la primavera e in estate, come cambia il tempo nel giro talvolta anche di pochi minuti in montagna. Quindi il problema, ma è un problema altrettanto serio, è quello purtroppo degli alberghi senza ristorante
che non sanno dove andare a mangiare i loro clienti, perché non c'è la possibilità di fare delle convenzioni con ristoranti esterni all'albergo per poter far cenare o far pranzare i propri clienti. Certo. Senta, e a livello di iniziative, insomma, ripartendo questa stagione, c'è in cantiere, insomma, abbiamo visto anche che ci sono linee guida per far ripartire un po' tutto in anticipo, senza aspettare proprio giugno e luglio, insomma, lì come iniziative c'è qualcosa? Ma qui la stagione, qui in montagna la stagione quest'anno partirà fra circa un mese scarso col Giro d'Italia. Prima perché le festività dei tedeschi, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, un po' quest'anno, ben sapendo che non avremo, come l'estate 2020, non avremo un grosso di clientela straniera, per cui quelle ce le siamo già giocate. Si comincerà con clientela prettamente italiana con il fine settimana del Giro d'Italia, che è il 23-24 maggio. Quindi si può dire che la stagione comincerà quei giorni lì. Poi potrebbe essere anche che a fine maggio la questione di dover far mangiare le persone solo all'esterno possa anche venir meno, come potrebbe venir meno anche il coprifuoco la sera. Qui speriamo solo nel caso dei contagi. Senta, lei diceva la prenotazione straniera, insomma, non ci sarà, abbiamo sentito però, insomma, in zone marittime ovviamente è diverso, in zone termali qualcosa già comincia a vedersi maggiormente, invece in montagna lei dice faremo i conti, insomma, col turismo più italiano. Sicuramente sì, perlomeno per la prima parte della stagione. Potrebbe succedere, come è successo l'anno scorso, che c'è stato un aumento degli stranieri dopo la metà al 20 di agosto, con un settembre tra l'altro graziato da un clima molto buono, e io confido in un ritorno degli stranieri con l'autunno. Poi lì non è colpa nostra, non è un problema nostro, ma è un problema delle restrizioni degli stati esteri. Quindi è che verranno, forse quest'anno, ecco, non verranno a mancare i grandi eventi di giugno e di luglio nella zona montagna, specialmente quelli legati al ciclismo. Non dovrebbero saltare come saltarono l'estate 2020. Ecco, vogliamo ricordare quali sono questi eventi, insomma, i più importanti, così le persone, insomma... Ma mi viene in mente l'evento per eccellenza ciclistico, che è la Maratona delle Dolomiti, che tocca anche parte del Bellunese la prima domenica di luglio. Poi c'è la Ronda Bike Day, Dolomites Bike Day, dei 2 fine settimana ultimi di giugno. Chiaramente non attrarranno i grandi numeri che c'erano fino al 2019 con decine di migliaia di persone, saranno un po' ridotti, però già questo è un segnale per ripartire con la stagione estiva. Senta, parlavamo prima appunto di portare, insomma, al governo un emendamento proprio per cercare di trovare delle soluzioni per gli alberghi lì nelle vostre zone, perché come appunto ci stava spiegando ovviamente il clima di certo non permette di mangiare all'esterno. E qualora non ci fosse questo emendamento, quale sarebbe il rischio per gli alberghi e per i ristoratori delle zone montane? Ma il rischio è quello che non cambierebbe nulla rispetto ad oggi. Ecco, non ci sarebbe nessun segnale di miglioramento, di ripresa, purtroppo. Io confido in un briciolo di buonsenso, perché qui stiamo parlando di buonsenso. Noi albergatori e ristoratori ce la mettiamo sempre tutta per far rispettare la normativa. È chiaro che potrebbero esserci grosse ripercussioni. Io adesso a metà mese sarò a Roma per l'annuale assemblea di Federalberghi. Spero di riuscire ad incontrare nell'occasione i parlamentari bellunesi e spiegargli vis-à-vis, pur sapendo loro, essendo bellunesi, qual è la problematica, però fargli capire che, signori, dopo un inverno in cui abbiamo avuto un tracollo del 76% dei fatturati, prima o poi, ma più prima che poi, dovremo riprenderci, c'è poco da discutere.
Ecco, lei appunto parlava di un tracollo di fatturati e ci sono, che lei sappia, insomma, strutture che attualmente hanno deciso di non riaprire. Non lo so, questo è un dettaglio che al momento non so e io spero di no. Io spero che tutti, con chi prima, chi poi, fra maggio e giugno, auspico veramente che tutti possano riaprire. Sarà sicuramente una stagione, insomma, importante, come avevamo parlato anche con il presidente della provincia, proprio perché bellunese, proprio perché insomma si sono perse parecchie stagioni, insomma l'invernale, insomma difficoltà anche in quella estiva precedente, per cui questa è una stagione che non si può perdere. No, questa forse è l'ultima chance di poter riprendere, che l'economia turistica bellunese possa riprendersi da sta sciagura. Se poi aggiungiamo anche Vaia di 2 anni fa, che ha dato una bella batosta sotto certi aspetti alla provincia, io spero veramente che la provincia di Belluno possa recuperare e tornare ad essere quella bella provincia turistica, attrattiva, attraente che era fino a qualche anno fa. Presidente, la ringrazio. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie. Abbiamo parlato insomma del settore insomma alberghiero e ristoratori anche del bellunese, ma anche il settore turismo veneziano è pronto proprio a rimettersi in moto. Entro il mese di maggio potrebbe essere riaperto circa il 70% degli alberghi cittadini. Il ritorno di visitatori sarà comunque un percorso a tappe che dipenderà dalla situazione dei contagi nelle varie nazioni, così come ovviamente avviene un po' in tutte le città, in attesa di vedere che cosa accade anche nei paesi esteri e per vedere se la possibilità poi di circolazione dei turisti, soprattutto stranieri. Vediamo quindi il servizio. Il comparto turistico veneziano, gran parte di esso, è pronto a ripartire dopo il lungo stop per Covid. Per il maggior settore dell'economia cittadina non si tratterà di un percorso facile, ma al di là della fama e dell'enorme patrimonio storico e artistico di Venezia, addetti ai lavori come gli albergatori contano anche sul traino dei grandi eventi internazionali. Io penso che il 70% sarà riaperto per la Biennale di Venezia, quindi per metà del mese di maggio. Una pattuglia rimarrà chiusa perché ancora non si fida, perché ancora il mercato sarà incerto. Però io penso che la gran parte degli alberghi, quindi 70-80% per l'autunno, sarà totalmente operativa. Facendo squadra con altri enti ed istituzioni, l'Associazione Veneziana Albergatori ha presentato una lunga lista di iniziative per il rilancio del turismo, tra cui ad esempio pacchetti speciali per raggiungere la città in treno o in aereo. In questi giorni riaprono anche i maggiori musei comunali, statali e privati. L'amministrazione, mentre lavora e di fatto organizza la ripartenza della città, deve altrettanto garantire che la ripartenza sia sicura nel rispetto delle normative e senza colpi di testa. Il virus è tuttora esistente, insomma lo sappiamo, lo stiamo pian piano sconfiggendo, però questo richiede sacrificio da parte di tutti. Quello che noi ci auspichiamo è una seria ed importante campagna vaccinale che dovrà andare a coprire tutta la popolazione italiana e anche veneziana, parlando del locale dove noi ci troviamo, per permettere a tutte le attività, a tutte le attività produttive di ripartire in completa sicurezza e con serenità e con libertà. Difficile prevedere se e quando si raggiungeranno i grandi numeri di visitatori degli anni passati, prospettiva che peraltro non esalta tutti neppure tra gli addetti di settore. Quel che è certo è che, virus permettendo, la ripresa sarà un percorso a tappe. Il turismo d'oltreoceano lo vedo già inizierà da settembre-ottobre di quest'anno, ma lo vedo in pieno sviluppo dalla primavera dell'anno prossimo, ma gli europei secondo me da settembre cominceranno ad arrivare tranquillamente a Venezia. E rimaniamo a Venezia perché c'è un pacchetto di offerte ed iniziative proprio per rilanciare il turismo a Venezia e lo ha presentato l'associazione proprio degli albergatori attraverso un'ampia alleanza enti e istituzioni cittadine. Vediamo.
Hotel trasformati anche in musei, aperti a tutti gli ospiti delle 400 strutture dell'Associazione Veneziana Albergatori, convenzioni con Trenitalia e Save che danno diritto ad una notte in albergo gratis su 3 a chi arriva in treno e aereo, visite e attività inclusi nel prezzo di chi soggiorna a Venezia d'inverno, sconti per la Biennale Architettura e altro ancora. È un pacchetto a 360 gradi, quello che l'Associazione Veneziana Albergatori ha presentato per rilanciare il turismo in città. Stiamo lavorando per un turismo diverso, che è quello tra l'altro che abbiamo potuto intravedere l'anno scorso, l'estate scorsa, quando ci sono arrivate sono ritornati viaggiatori da tedeschi piuttosto che austriaci che non volevano più venire a Venezia proprio perché era diventata un po' poco piacevole perché troppo oppressa dai turisti. La pandemia ha colto Venezia nel momento in cui la città avrebbe dovuto festeggiare i 1600 anni dalla sua fondazione. Una lunga storia che farà comunque da cornice a tante delle iniziative messe in campo in questo periodo. Probabilmente mai nella storia del turismo a Venezia si era vista un'alleanza così ampia tra enti e istituzioni per rilanciare un settore che ha pagato un prezzo altissimo al coronavirus. Questa trasversalità tra i luoghi dell'ospitalità e i luoghi della cultura che diventano delle industrie creative e assorbono una parità di dignità con i musei è molto importante. Credo che avere fatto 2 accordi molto importanti con Trenitalia e con l'aeroporto, anche se sono degli accordi strettamente che possono essere visti dal punto di vista commerciale, danno la misura di quello che questa città vuole essere, cioè una città che lavora in sinergia. Rimaniamo ancora a Venezia e parliamo assieme ad un ristoratore proprio di Venezia, Emiliano Biracu, che vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei invece per aver partecipato. Senta, la situazione, abbiamo parlato dei ristoratori, albergatori bellunesi, lì la situazione ovviamente è diversa perché il problema grosso per loro è il freddo, invece per voi il problema grosso sono i plateatici perché molti locali non ce l'hanno. Sì, dal 26 di aprile potranno riaprire i pubblici esercizi, bar, ristoranti che hanno la possibilità di usufruire gli spazi esterni. Io in quanto anche parte di Confesercenti centro storico, secondo una ultima valutazione, il 50% di esercizi non hanno la possibilità di usufruire gli spazi esterni. E questo provvedimento sta creando una nuova disuguaglianza, una ingiustizia nei confronti di chi non può avere il didattico fuori. Ovviamente noi ringraziamo l'amministrazione comunale perché oltre ad aver rinnovato le concessioni che sono state autorizzate l'anno scorso, e qui si parla di 600 autorizzazioni, sono incluse non solo gli ampliamenti del 50% ma anche la concessione dei nuovi plateatici. Adesso l'assessore al commercio sta valutando su nuove possibilità per chi non ha magari gli spazi nelle vicinanze delle ristorazioni, dei ristoranti, dei bar, dei pubblici esercizi, magari vedere la possibilità per poter far lavorare tutti, però tenendo conto anche la viabilità di Venezia. Sappiamo molto bene che il centro storico ha degli spazi limitati, facendo riferimento soprattutto ai bacari, ristori, attività tipiche veneziane che sono luoghi in cui non solo si considera la consumazione della pietanza oppure della bevanda, ma sono luoghi di ritrovo, di stare insieme. La seconda riflessione che abbiamo fatto come categorie è che noi comunque apprezziamo lo sforzo del governo, comunque è un segnale di riapertura, un segnale di ripartenza dell'Italia e questo dovrà mettersi nelle condizioni per poter essere tutti responsabili, non possiamo ritornare indietro, dobbiamo rispettare e far rispettare le regole, questo è fondamentale. Ecco. Poi, mi scusi, dopo avete avuto un bel periodo di aperture e chiusure un po' a singhiozzo, quindi con grande difficoltà soprattutto per i ristoratori e anche per i baristi perché per l'acquisto poi della merce. Com'è stata questa ripartenza? Avete visto subito l'arrivo dei clienti? No, purtroppo Venezia, centro storico, ha una vocazione turistica anche internazionale. Abbiamo aperto per dare un messaggio di ripartenza, no? Un segnale di ottimismo, però purtroppo questi giorni chi ha aperto
non è che sta lavorando, stiamo aspettando la fine settimana e auspichiamo nella ripartenza immediata del turismo, un turismo di vicinato, un turismo di prossimità, di qualità, non solo un turismo nazionale italiano ma anche quello tedesco. Ricordo che l'anno scorso abbiamo lavorato con turismo facendosi riferimento alla Germania, alla Svizzera, a un turismo che purtroppo aveva abbandonato Venezia, perché è un turismo che vuole i suoi spazi, vuole vivere una esperienza, è un turismo che comunque apprezza il nostro territorio e noi lo abbiamo anche dato la considerazione del residente temporaneo, di questo che ha bisogno Venezia. Certo, ritorneremo anche alla normalità, però vogliamo tornare meglio di prima, perciò questa pandemia deve essere anche una occasione per poter ripartire meglio di prima, ma anche per poter rivedere alcune regole che fanno riferimento alla gestione del turismo. Mi permetto di ricordare che le due Confesercenti di Venezia e Firenze ieri hanno organizzato un incontro con gli assessori rispettivi del turismo di Venezia e Firenze e abbiamo condiviso e ringraziato le amministrazioni per poter inserire in questo decalogo le linee guide che noi abbiamo mandato al ministro Franceschini ad agosto 2020, perché Venezia e Firenze sono due città con le stesse problematiche, sono due città d'arte in cui l'Italia è orgogliosa, perciò bisogna pensare a un lavoro comune per poter pensare a un turismo diverso. Sono alcuni punti che sono importanti, sono punti pratici, concreti, ma indispensabili per la ripartenza delle due città. Ricordo, abbiamo dato il nostro contributo per quanto riguarda la salvaguardia della filiera del turismo e qui sono sostegni economici. I sostegni economici, anche qui mi permetto di menzionare l'ultimo decreto ristoro che purtroppo è stata una delusione. I sostegni economici devono essere a misura di imprese veneziane e fiorentine, perché i costi che incidono in una media superiore in confronto con il resto del territorio italiano. Basta ricordare qua gli affitti commerciali, perciò anche a livello nazionale la nostra categoria, dopo vari incontri con i rappresentanti del governo, sta cercando di modificare nel secondo decreto sostegni le misure e i sostegni economici delle imprese veneziane e fiorentine, cioè prendendo in considerazione anche i costi. Poi altri punti importanti di questo decalogo sono gli incentivi per turismo, alcune normative, dare più poteri alle amministrazioni. Poi abbiamo sottolineato il fatto che anche il trasporto pubblico locale ha bisogno di ulteriori risorse. È vero che prima della pandemia il trasporto pubblico locale aveva le sue risorse da un turismo di massa, ma non possiamo abbandonare l'azienda che gestisce e amministra il trasporto alle risorse scadenti, perché dipendono soprattutto dal flusso turistico. Altri punti importanti sono la residenzialità, la modifica di alcune norme per gli appartamenti destinati agli affitti brevi. Anche qui far rispettare a tutti le stesse regole, magari anche contro una concorrenza sleale, però prendendo in considerazione anche che molti affittacamere sono l'integrazione dei redditi di famiglie veneziane, perciò trovare anche qui un buon senso. Perciò noi auspichiamo una ripartenza immediata del turismo veneziano, anche secondo le ultime previsioni di prenotazioni da metà maggio, con l'inaugurazione del Salone Nautico, della Biennale, noi siamo molto fiduciosi in una ripartenza immediata. Certo, le nostre tre priorità sono la modifica dei decreti di sostegno, cioè devono essere a misura di presa di Venezia, la modifica del protocollo di sicurezza, dare a tutti la possibilità di lavorare. Abbiamo apprezzato anche il fatto che adesso il governo dovrà fare la valutazione ogni 2 settimane. Auspichiamo nella seconda valutazione possa far lavorare anche dentro. Certo, le volevo fare anche una domanda. Lei prima parlava di turisti, soprattutto ovviamente Venezia, non solo turisti italiani, ma ovviamente parlava anche di turisti stranieri. Avete sentore, prima parlava di prenotazioni, che già c'è qualcosa in movimento in questo senso? Sì, ci sono comunque delle prenotazioni, però da quando è stato pubblicato il nuovo protocollo di sicurezza purtroppo sono state anche delle cancellazioni, perché non riescono a percepire non solo
delle restrizioni, l'insicurezza che viene data purtroppo anche dalla stampa internazionale, ma soprattutto un altro punto fondamentale è il coprifuoco delle 22. L'abolizione del coprifuoco alle 22 è fondamentale per la ripartenza, per dare un segnale di ottimismo, anche per rendere l'Italia un paese sicuro. Cioè, questi sono alcuni punti che i turisti prendono in considerazione per la prenotazione. Emiliano, volevo leggere, e così lo commentiamo poi insieme, l'ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha firmato per limitare l'accesso di alcune strade e piazze della terraferma e del centro storico lagunare, con l'obiettivo di garantire la sicurezza ed evitare situazioni di assembramento. Il provvedimento ricalca quanto disposto già in alcuni weekend passati e riguarda domani, venerdì 30 aprile, sabato 1 maggio, sabato e domenica 2 maggio, nonché nei giorni di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio. Il comandante generale della Polizia Locale, con il visto poi della direttrice dei servizi al cittadino e alle imprese, hanno realizzato un vademecum specifico per tutto il corpo della Polizia Locale, fornendo tutte le informazioni utili per questo. Dunque, ordinanza che c'era già stata anche in passato. Lei che cosa pensa di questa ordinanza del sindaco Brugnaro? Come ho detto anche prima, è importante in questo momento di ripartenza non solo di rispettare le regole, ma anche far rispettare le regole. Ricordo che prima delle chiusure è stato anche un dibattito, una discussione generale per quanto riguarda vari assembramenti che erano non solo in centro storico di Venezia, ma anche in terraferma. Perciò noi non vogliamo ritornare indietro, non vogliamo ritrovarsi di nuovo chiusi, perciò siamo disposti a fare un ulteriore sacrificio per poter garantire il rispetto delle regole, però trovando sempre anche un buon senso. Noi non possiamo che non condividere questo provvedimento, ci mettiamo a disposizione, abbiamo sempre ribadito, noi ci mettiamo a disposizione alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale per poter rispettare pienamente queste regole. È importante in questo momento che tutti sacrificano qualcosa. Certo, non possiamo pretendere una apertura a 360 gradi, dobbiamo capire anche l'andamento del contagio, perché come ci è stato spiegato che questa apertura sarà valutata ogni 2 settimane, perciò non vogliamo che con le prime aperture di ritrovarsi con un aumento dei contagi, perciò condividiamo e magari capire, perché io adesso ho appena saputo, capire quali sono le zone e dove si può magari cedere qualche libertà di spostamento. Ecco, oggi il presidente Zaia durante la conferenza stampa diceva, insomma, l'R Conti è 0,81, 0,86, quindi siamo lì insomma, si rischia ad un passo poi di passare alla zona arancione, bisogna assolutamente rispettare le regole. In questo fine settimana, in questi giorni, ho visto comunque degli assembramenti, li ha chiamati assembramenti spritz, insomma, pericolosi. Sì, va capito che dopo 2 o 3 mesi di chiusura tutti avevano la voglia di uscire, di ritrovarsi con le persone, cioè la voglia di libertà, fra parentesi. Però visto che l'RT è vicino all'1, cioè questo è un motivo in più per poter rispettare pienamente le regole. Come ho detto, le categorie, cioè tutte le imprese veneziane sono allo stremo, molte di loro forse non ce la faranno più ad aprire, perciò noi non vogliamo perdere la stagione turistica, la stagione che riparte da metà maggio fino a settembre, perciò per noi è importante fare qualche sacrificio ulteriore per poter non perdere l'estate. Questo è il concetto, perciò condividiamo anche questo ragionamento. Purtroppo tutto dipende dal calcolo dell'RT, dai numeri del contagio, comunque noi condividiamo e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi sacrificio. Emiliano, un'ultima domanda. Lei prima accennava appunto a purtroppo anche attività che non potranno riaprire o non riapriranno perché insomma lo sappiamo, sono passate parecchie stagioni turistiche insomma e quindi attività che non riescono più a riaprire. Lei ha per caso un dato del veneziano?
Secondo un ultimo sondaggio elaborato dalla nostra categoria, quasi il 20% delle imprese veneziane purtroppo non potranno più riaprire, un sondaggio che fa riferimento a tutto l'anno 2020, ed è triste andare in giro per Venezia a vedere tante vetrine svuotate oppure che si mettono in vendita o in affitto. Perciò questo è un ragionamento che viene fatto a livello nazionale. Come ho detto anche prima, il governo deve considerare questi sostegni economici a misura di imprese veneziane. Molto di loro erano già in difficoltà per il fatto che la nostra città era a vocazione turistica, perciò questa metteva in grosse difficoltà molti esercizi che erano legati alla residenzialità. Sappiamo molto bene che la residenzialità negli ultimi anni vediamo che i numeri sono sempre in calo. La nostra categoria rappresenta non solo i pubblici esercizi e le attività economiche che sono legate al turismo, ma soprattutto rappresenta il negozio di vicinato, di prossimità, quelli che rendono viva la nostra città. Ricordo che ogni saracinesca alzata rende la città più viva, ma rende la città più sicura, perciò bisogna pensare anche ai sostegni economici che salvano soprattutto questi negozi, servizi, attività economiche a servizio dei residenti. Un altro punto che noi a livello nazionale, ma anche con il decalogo, abbiamo ribadito è di considerare, almeno per il centro storico, visto che in questa difficoltà, una zona franca oppure zone di vantaggio fiscale per almeno 3 anni, e queste risorse devono essere destinate alle imprese che offrono servizi ai cittadini, alle imprese che creano opportunità di lavoro diverso dal turismo. Cioè è fondamentale non solo considerare dei sostegni economici durante la pandemia, ma noi dobbiamo accompagnarli, che tutte queste imprese riescano a salvarsi anche dopo la pandemia. Poi bisogna pensare anche degli investimenti, pensare per il futuro di Venezia, creare nuove forme di lavoro, nuove forme di impresa. Adesso c'è in ballo anche una somma molto significativa di investimenti che fanno riferimento a Next Generation EU. È una straordinaria occasione per essere all'altezza di questi investimenti, perché Venezia con queste risorse potrà finalmente cambiare la sua economia, renderla più vivibile, un'economia sostenibile, un'economia basata anche sul digitale, che è fondamentale non solo per la qualità dei servizi del turismo. Qui penso alla qualificazione degli operatori turistici, alle guide, rendendoli più specializzate, magari conoscendo meglio il territorio veneziano, ma nello stesso tempo di fronte a un'offerta di qualità noi ovviamente saremo in grado di attrarre una domanda di qualità. Ci sono tanti punti cui possiamo fare, perciò adesso bisogna pensare a salvare il presente di questa impresa, di questa azienda, certo, perché dietro ogni azienda veneziana ci sono delle famiglie, ci sono, certo, persone che hanno investito la loro anima, dietro ogni azienda ci sono i veneziani che si rappresentano, cioè è il loro punto di ritrovo all'interno della società, perciò è importante pensare non solo per il presente ma anche per il futuro. Grazie, la ringrazio davvero Emiliano, grazie davvero, grazie per aver portato questa testimonianza e averci raccontato com'è la situazione in questo momento lì a Venezia. Grazie davvero, grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro. Dunque abbiamo parlato di riapertura, abbiamo parlato anche ha parlato anche il Presidente di assembramenti, che bisognerebbe evitare, bisogna mantenere la tensione molto alta, l'ha detto più volte, l'R Conti è basso, ma dice ci vuole poco per rischiare di passare in zona arancione, e sappiamo bene quali sono poi cosa succede se dovessimo passare in zona arancione. Riaperture appunto e rispetto delle regole dopo l'allarme lanciato anche dal sindaco di Treviso sui troppi giovani che hanno trasgredito proprio nei giorni scorsi con la riapertura. Interviene su questo anche la prefetta Maria Rosaria Laganà. I controlli ci sono, ma serve la responsabilità di ciascuno per non vanificare i sacrifici fatti finora, responsabilità che ha chiesto anche oggi il Presidente della Regione nel corso della conferenza stampa all'unità di crisi. Il servizio.
Mi si chiede spesso se faranno i controlli ci sono, le forze dell'ordine sono sul territorio, ma voi capite che qui non si tratta di dare la caccia a pochi malavitosi, qui si tratta di inseguire, come dire, un virus e chiaramente si può combattere questa battaglia soltanto se ciascuno di noi fa quelle cose, poche che però sono fondamentali. Giovani che si sono fatti prendere la mano dall'euforia delle riaperture alzando troppo il gomito, uso scorretto delle mascherine, incontri a distanza ravvicinata. Dopo il rimbrotto del sindaco Conte, anche la prefetta di Treviso Maria Rosaria Laganà interviene sulle riaperture appellandosi al senso di responsabilità di ciascuno. I controlli ci sono, dice, ma è indispensabile l'impegno personale dei cittadini, tutti. Anche la capacità di affrontare ancora qualche sacrificio, chi ha la possibilità di evitare comportamenti, perché abbiamo ripreso le scuole, i gestori devono lavorare, c'è anche voglia di ricominciare la vita sociale, però ecco, l'importante è tenere a mente quelle che sono le cautele, altrimenti avremo vanificato non solo questi mesi di sofferenza e di disagio anche economico, ma anche dimenticando le vite di quelli che sono morti, l'impegno dei medici, ecco, quindi direi una sana, come si dice, presa di coscienza del ruolo che ciascuno di noi può avere per vincere questa pandemia. Ed ancora a cronaca, durante questa diretta, arriva da Verona, un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Verona che ha sequestrato 30 kg di droga. L'uomo si trovava nel parcheggio di un centro commerciale a Bussolengo e quando avvicinato dai finanzieri per un controllo si è allontanato a tutta velocità. Ne è seguito un inseguimento che è terminato a Castelnuovo del Garda, dove l'auto è stata bloccata e l'uomo fuggito a piedi è stato raggiunto. Il cane antidroga ha permesso di individuare e recuperare la droga nascosta in un doppio fondo dell'auto, ben 21 involucri contenenti complessivamente oltre 22 kg di cocaina e 9 panetti per un totale di 7,4 kg di hashish, oltre a denaro contante vario taglio pari a 47.955 euro. Il trentenne domiciliato a Caselle di Somma Campania è stato quindi arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dunque si stima fra l'altro che sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare non meno di 2 milioni di euro. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua in studio. Rieccoci nuovamente in diretta per quest'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo parlato dei ristoratori, abbiamo parlato anche dei baristi e degli albergatori. Adesso c'è una nota della FIPE Confcommercio di Venezia e Rovigo che giudica il divieto di consumo al bancone per i bar prevista dal decreto riaperture, un altro pesante colpo ai bar che già versano in condizioni disperate, con un'interpretazione ministeriale che giuridicamente dicono incomprensibile e immotivata sotto il profilo sanitario. Questo dunque quanto dice e aveva già ribadisce il Confcommercio di Venezia e Rovigo. Ed ora ci colleghiamo, perché lo vedo sullo schermo, con Mauro Ferrari, presidente di Natura Cavallo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque abbiamo parlato insomma un po' degli esercenti di questo mondo insomma che è stato letteralmente messo in ginocchio da questi lunghi mesi di chiusura, ma anche di apertura e poi a singhiozzo, l'abbiamo detto, ma anche il sociale insomma è stato pesantemente colpito. Intanto parliamo della vostra associazione, di che cosa si tratta? Allora, Natura Cavallo è un'associazione di turismo equestre formata da tutti i proprietari di cavalli che hanno la passione e lo scopo di valorizzare la cultura, la gastronomia e l'ambiente tramite il cavallo. Dunque noi viviamo il turismo soprattutto assieme all'amico cavallo, insomma all'animale cavallo. Ecco. Questo è il nostro scopo principale. Ecco, siamo nati a Belluno, siamo fortemente radicati in Veneto, però ci stiamo già diramando da parecchi anni anche un po' tutta Italia. Insomma, ecco, siamo dalla Puglia al Piemonte e un po' tutte le regioni vengono coperte di queste associazioni di volontariato. Insomma, Ecco, fra l'altro, insomma, dicevamo, sta un po' cercando di far ripartire tutta la parte turistica che insomma ne
ne ha sofferto molto di questa emergenza sanitaria. Voi avete ovviamente in questi mesi dovuto chiudere un po' tutte le iniziative. Sì, assolutamente. Dall'anno scorso il nostro calendario, facciamo un calendario annuale nazionale, poi sono tutte piccole realtà anche provinciali, ma abbiamo dovuto fermare tutto e ognuno ha fatto quell'attività motoria per tenere in allenamento il cavallo, per tenersi in attività assieme, però tutte le attività nazionali e tutte le attività di assembramento sono state tutte sospese e inizieranno adesso. Ecco, stiamo vedendo anche delle bellissime immagini oltretutto, sì. Dunque lei diceva ripartono adesso, avete quindi già un calendario per le prossime iniziative? Sì, abbiamo un calendario, già domenica siamo sul Brenta, lì a Piazzola sul Brenta, con il gruppo di Padova e un gruppo di Modena, siamo a Nonantola, poi dalla settimana prossima cominceremo con la Valpolicella e poi man mano tutte le varie attività. Tra l'altro stiamo preparando il raduno nazionale che non si è svolto l'anno scorso, saremo in Val d'Aosta e poi abbiamo anche un gemellaggio con un gruppo tedesco con cui collaboriamo da 10 anni, dunque attività ce ne sono parecchie e stanno tutte ripartendo adesso. Ecco, si parlava appunto anche con gli albergatori di un turismo straniero che farà fatica quest'anno a ripartire. Lei parlava appunto di un gemellaggio, si riuscirà lo stesso nonostante questo periodo? Abbiamo parlato che questa settimana siamo ancora fortemente condizionati perché soprattutto in Germania la vivono ancora peggio di noi, sono ancora più chiusi e hanno ancora più problemi di noi. Però finora tutto questo è un anno e mezzo che è tutto completamente fermo perché non vale la pena muoversi, anche se l'andare a cavallo può essere considerato anche uno sport individuale, però soprattutto il nostro è fare turismo e fare anche amicizie, fare compagnia, stare assieme e questo comporta assembramenti, dunque noi abbiamo volutamente scelto di tenere chiusa proprio tutta l'attività. Ecco, lei dice appunto turismo equestro che sicuramente è conosciuto ma non è proprio così utilizzato tantissimo come iniziativa. Lei che cosa direbbe per incentivare una persona a venire? Perché qualcuno dice ma bisogna essere esperti, andare a cavallo, sapere andare a cavallo bene. Assolutamente sì, non è una banalità, non è che ecco, esatto, no, allora esatto. È uno sport per tutti, però bisogna avere una minima base, bisogna avere dell'esperienza, non è che si può partire dalla sera alla mattina oggi ho deciso, come qualche volta capita che si va in vacanza e si va a provare. Questo è un provare e va benissimo, magari con degli esperti, con i cavalli idonei e tutto. Ecco, il nostro andare a cavallo sono anche fare della strada, dunque bisogna avere cavalli e persone formate. Tanto per dare anche un esempio, l'anno scorso un'attività che abbiamo potuto fare, visto che durante l'estate qualcosa si è aperto, assieme alla Regione Veneto con l'assessore Caner e con l'Umpli, abbiamo fatto la via delle Prealpi, dunque siamo partiti da Verona, dal lago di Garda, siamo arrivati al Cansiglio, abbiamo fatto tutto il Veneto in 460 km in 15 giorni. Questo magari è un turismo quasi estremo, però ecco, è per capirsi che non è la passeggiatina o il girettino certo. che chiunque può improvvisarsi. Anche lì ci sono delle regole basici, si devono avere delle accortezze e bisogna essere esperti. Poi per invogliare, una volta che abbiamo avuto un incontro con delle suore di Vicenza e mi ha detto voi siete fortunati perché voi potete guardare il creato, potete vivere il territorio e la natura e non guardare dove mettete i piedi perché avete un amico che lo guarda al posto vostro. Ecco, questo secondo me è stata una riflessione molto bella che dà il senso di cosa vuol dire fare turismo equestre. Ecco, come partecipazione, insomma, adesso parte questo periodo di emergenza, ma solitamente anche prima com'era la partecipazione? No, la partecipazione è sempre elevata, sul raduno nazionale noi siamo sempre 250-300 cavalli che fanno già una bella fila, però anche le passeggiate della domenica, i 40-50 persone si trovano di volta in volta, assolutamente. Ecco, se qualcuno volesse, iniziare questa avventura, come potrebbe fare? Allora, noi abbiamo dei centri amici che sono dei centri specializzati, professionisti che lo fanno di mestiere, su cui bisogna affidarsi
e per cominciare a muovere i primi passi, e poi da lì c'è il passaggio successivo, magari si usa il loro cavallo e dopo con il tempo si decide magari anche di acquistarselo, però sicuramente prima bisogna passare dai centri della federazione, affiliati FISE, affiliati ANTE o anche degli altri centri, però quantomeno di professionisti del settore. Ecco, lei prima ce lo stava accennando, cosa significa insomma poter fare queste gite, questi viaggi con un altro amico che è il cavallo, cosa si può scoprire in mezzo alla natura? Si può scoprire di tutto, perché appunto andando col cavallo già l'animale è già integrato nella natura, dunque è un qualcosa che vive già in quel contesto. Dunque è un tutt'uno che si può tranquillamente, appunto come le dicevo, essere concentrati a guardare la natura, a vivere, a sentire i rumori e anche a dialogare anche con l'animale stesso, perché anche lui manda dei messaggi con le orecchie e con i comportamenti e ti fa notare determinate sfaccettature della natura che magari a piedi o in bicicletta si è molto distratti a vederli, insomma, ecco. E poi c'è quel famoso turismo lento di cui si parla ultimamente, insomma, ecco. Che sta aumentando però. Che sta aumentando sempre di più, sì. A piedi, bicicletta e cavallo, ecco, e anche tramite le istituzioni stanno riscoprendo la rete dei cammini e altre ipovie, piste ciclabili. Comunque ecco, sono tutte iniziative che aiutano questo turismo di prossimità, se vogliamo, anche, e soprattutto di luoghi che non sono di massa, perché si cercano sempre luoghi dove il turismo di massa insomma non la può fare da padrone. Ecco, lei ci diceva appunto della prossima iniziativa, avete fatto un calendario, magari ci può dire qualche altra iniziativa, qualche altra tappa che avete già organizzato? Allora abbiamo, come le dicevo, qui nel mese di giugno facciamo sulle vie del Risorgimento tra Mantova e Verona, visto che casca quest'anno i 160 anni dell'Unità d'Italia, dunque andiamo a visitare l'ossario di Custoza e l'ossario di Solferino. Poi ci sarà in Umbria, nella zona di Spoleto, sulla Spoleto lì la Norcia, l'ipovia dell'ex trenino di Spoleto. Abbiamo delle passeggiate nelle Murge, abbiamo delle passeggiate, come dicevo, anche sui castelli romani. Ecco, ci sono, come dicevo, un po' da tutte le parti d'Italia, insomma, ecco. Io la ringrazio, grazie davvero. Grazie, speriamo insomma che... mi scusi, un'ultima domanda. Quest'anno è stato un anno, abbiamo detto, difficile per tutti e anche per voi. Che cosa rimane per lei di quest'anno, di questa emergenza? Di questa emergenza mi rimane il gran spirito di sopportazione e la gran voglia di mettersi sempre in gioco, di voler ritornare come prima. Ecco. Grazie davvero. Grazie a lei, saluti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Insomma, un turismo sicuramente diverso, il turismo lento che negli ultimi anni, negli ultimi periodi, insomma, è stato più conosciuto ed è aumentato anche grazie a varie iniziative proprio proposte dall'assessore Caner della regione, anche e soprattutto nel nostro territorio, proprio in mezzo al verde. Ovviamente iniziative che sono state purtroppo bloccate con l'emergenza Covid e, come abbiamo sentito, che ricominceranno da giugno per gli amanti di questo tipo di turismo. Abbiamo parlato però anche, non abbiamo parlato di scuole, ne abbiamo parlato magari nei giorni scorsi. A scuola d'estate il governo ha deciso di finanziare questo progetto con 510 milioni di euro. Ogni scuola potrebbe avere almeno 18.000 euro per realizzarlo, ma tutto dipenderà dai ragazzi. Vediamo se la regia riesce a mandarci in onda questo servizio che abbiamo trasmesso ieri, che riguarda appunto la scuola d'estate.
Alla fine passa la linea più morbida, a scuola d'estate sì, ma solo su base volontaria. Il governo ha deciso di finanziare una scuola aperta per tutta l'estate con l'obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico. Un'offerta pensata per saldare le competenze, colmare le difficoltà emerse durante la pandemia e consentire il recupero della socialità perduta. Un colpo di mano da 510 milioni di euro, 3 eventi investiti in appositi bandi cui le scuole dovranno partecipare, i 150 restanti distribuiti a tutte le scuole sulla base del numero degli studenti. A conti fatti ogni scuola potrebbe arrivare ad ottenere fino a 18.000 euro. È una novità anche per noi, verrà svolto anche da docenti che saranno naturalmente volontari o da esperti esterni che verranno appositamente chiamati a collaborare. È naturalmente un'attività che avrà più un'impronta educativo-scolastica rispetto a un centro estivo. Era nell'aria sì, ma le scuole ad oggi non sono preparate. Potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo, dunque il tempo stringe. I fondi, di cui circa il 70% però è destinato alle regioni del sud, potranno essere spesi sino al termine dell'anno scolastico 2022. Tutto dipenderà però dall'adesione dei ragazzi. Naturalmente l'augurio è che questi ragazzi, ritengo anche un po' stanchi di questo anno vissuto in maniera un po' a singhiozzo, ritengano che sia utile e quindi importante parteciparvi, molto dipende da loro. Dunque avete sentito, ed ora una notizia invece diversa che riguarda la mostra del cinema di Venezia. Serena Rossi aprirà la 78esima mostra di Venezia nella serata di mercoledì 1 settembre 2021 sul palco della Sala Grande Palazzo del Cinema al Lido in occasione della cerimonia di inaugurazione, quindi guiderà la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della 78esima mostra. L'attrice napoletana classe 1985 era stata in concorso al Lido nel 2017 con Amore Malavita dei Manetti Bros, per la cui interpretazione vince con un David di Donatello, un nastro d'argento e un Chuck d'oro. Dunque questa è la notizia che riguarda Venezia e che si spera insomma che per settembre si possa tornare un po' a vivere anche la mostra del cinema come si viveva davvero prima di questa emergenza sanitaria. Noi siamo arrivati al termine di questa diretta, vi do appuntamento ovviamente alla diretta anche di domani con il presidente sempre Luca Zaia e il punto stampa. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.